parte che dovrebbe stare per presiedere. Allora, buonasera. Sono Simon Levi-Sulla, mi insegno storia contemporanea qui a Ca' Foscari, in assenza questa sera del professor Giovanni Vian che si unirà a noi domani per i lavori di domani, per i suoi impegni istituzionali. Ho l'onere e il piacere di darvi il benvenuto a Ca' Foscari per questo convegno importante nel centenario dell'avvento al potere del fascismo, in cui l'Istituto Veneziano per la Storia dell'Esistenza della Società Contemporanea, assieme a varie associazioni, tra cui in particolare le associazioni partigiane ed altri enti del territorio, anche con un finanziamento ministeriale, ha inteso proporre una nuova riflessione sullo stato degli studi e delle ricerche sul ventennio fascista, ripercorrendo nei più diversi aspetti la vicenda del fascismo tra il 19 e il 1945 a Venezia, nei più diversi ambiti della società e nelle diverse fasi del movimento e poi del regime fascista. Credo che Ca' Foscari, il Dipartimento di Studi Umanistici, non potesse sottrarsi a questo impegno di studio, ricerca, impegno di memoria in questa data importante e anche così in un contesto politico che richiede riflessioni e un'attiva attività scientifica e di sorveglianza democratica. Per questo cedo la parola alla Presidente dell'Ives, Giulia Albanese. Grazie. Buongiorno a tutti, buonasera. Sono molto felice come Presidente di Iveser di dare l'avvio ai lavori di questo convegno che abbiamo organizzato nel centenario del fascismo e che ci è sembrato un momento opportuno da tanti punti di vista per fare il punto sullo stato dell'arte degli studi sul fascismo a Venezia e che è stato reso possibile da un importante finanziamento del Ministero della Cultura e che ci permette di ringraziare il Dipartimento di Studi Umanistici e Ca' Foscari per l'ospitalità e anche M9 per l'ospitalità di domani mattina, l'ANPI provinciale, l'Ampia e la FIAP, oltre all'Istituto Nazionale Ferruccio Parri per il patrocinio e che diciamo è un momento per noi di riflessione su un campo di studi che a diversi livelli abbiamo affrontato nel corso del tempo, ma su cui da lungo tempo non si fa una riflessione complessiva e generale. Prima di diciamo, dire due parole, perché purtroppo il professor Isnenghi non potrà essere presente oggi neppure online, vorrei ringraziare chi ha reso possibile questo convegno per l'Iveser e in particolare diciamo, oltre agli organi dirigenti Chiara Massari e Giorgio Cecchetti. Come vi dicevo, purtroppo Mario Isnenghi non può essere presente oggi e non è mia intenzione qui sostituirlo con un'introduzione di ampio respiro perché appunto è una notizia dell'ultimo momento, però mi sembra che sia opportuno indicare rapidamente alcuni aspetti che ci hanno in qualche modo guidato nel pensare questa riflessione. In particolare il fatto che sono passati 20 anni dall'ultimo importante cantiere di studio e di ricerca collettiva su Venezia nel Novecento, e mi riferisco in particolare a quel cantiere che è stato la storia di Venezia Treccani del Novecento, curata da Mario Isnenghi, e in quegli stessi anni una serie di altri lavori sono fioriti, per le più tesi di laurea che hanno avuto come diciamo, supervisor, come relatore Mario Isnenghi, ma non solo Mario Isnenghi, penso anche a Gian Antonio Paladini e a Maurizio Reberschak sul fascismo a Venezia.
risalgono a quegli stessi anni, sempre animati da in qualche modo la passione e l'attenzione per questo tema di Mario Esnenghi, i profili novecenteschi pubblicati da CR che hanno permesso di appunto scrivere biografie di Piero Marsic e di Maria Pezzeppo Ascolato, ma anche la collana sul Novecento a Venezia, sempre curata da Esnenghi, che da metà degli anni 2000 ha permesso di pensare la Venezia fascista attraverso una serie di luoghi significativi, tra gli altri diciamo i cinema, Ca' stessa, il liceo Franchetti e molti altri. In anni più recenti non sono mancate pubblicazioni specifiche e diciamo in questo momento mi riferisco solamente a un volume di sintesi che però è un volume importante di Richard Bosworth che si intitola Italia and Venice e che fa in qualche modo anche una riflessione a partire della stagione di studi che vi ho descritto. È un cantiere che diciamo in qualche modo è giunto a una fase di esaurimento, se così si può dire, e mi pare che possa richiedere a questo punto, appunto a 100 anni di distanza dalle origini del fascismo, una nuova fase di ripensamento e un nuovo impegno anche di ricerca e di riflessione storica e storiografica che in qualche modo si vede in alcune relazioni che emergeranno in questo convegno e che si spera che questo convegno possa contribuire ad animare anche attraverso il confronto tra diverse generazioni di studiosi. Tra le domande che hanno animato questa riflessione di oggi ci sono 3 domande in particolare che vorrei in qualche modo esplicitare e sono: che cosa è stato il fascismo a Venezia? In che modo il fascismo ha cambiato Venezia e cosa c'è stato di specificamente veneziano nel fascismo a Venezia. Sono domande che secondo me continuano a interrogarci e a cui la storiografia non ha dato completa risposta e che sono domande che in qualche modo interrogano non solamente rispetto al fascismo veneziano ma più complessivamente rispetto all'esperienza fascista italiana e che diciamo secondo me costituiscono anche una delle ragioni per cui è così complicato il rapporto con la memoria del ventennio fascista in questo Paese. Per una serie di ragioni. Il ventennio è stato un momento di modernizzazione del Paese e anche della città, un momento di istituzionalizzazione di una serie di processi culturali, politici anche scientifici, un momento di trasformazione della città fisica anche dal punto di vista artistico e architettonico e un momento di trasformazione dei rapporti socio-economici all'interno della città. La riflessione storica e storiografica si è messo a punto con una certa chiarezza il tema dello sviluppo politico, ha spesso fatto una qualche fatica a tenere insieme tutti questi elementi, tendendo a isolarli l'uno dall'altro e in qualche modo rischiando così di banalizzare l'esperienza fascista nel suo lato ovviamente non banale di violenza e di repressione e in questo modo però enfatizzando per esempio che alcuni pezzi della classe dirigente sarebbero stati tali anche senza il fascismo e isolando gli aspetti repressivi e violenti del fascismo, facendo fatica a fare i conti pienamente con l'aspetto pienamente totalitario di questa esperienza, un aspetto totalitario che fa sì che anche gli aspetti più ricreativi, socio-economici, politici in senso lato siano parte di un progetto di costruzione di una società totalitaria e fascista. E quindi da questo punto di vista ci pare che molta ricerca possa essere fatta anche rispetto al caso veneziano ed è per questo che accanto a elementi più chiaramente individuabili come relazioni sulle origini del fascismo, sugli aspetti più specificamente politici eccetera, abbiamo voluto unire una serie di relazioni che avrebbero potuto essere
di più, ma insomma intanto qualche cosa c'è, relative a per esempio lo sviluppo artistico, lo sviluppo architettonico, oppure anche gli elementi diciamo dopolavoristici e sportivi, perché questi elementi sono parte della costruzione di una Venezia fascista con cui, diciamo, bisogna pienamente fare i conti. Allora, la ricerca ci ha dato, abbiamo, diciamo, quindi un patrimonio di ricerca e di riflessione storica e storiografica sul fascismo abbastanza ampio. Mancano ancora diciamo molte cose, ancora molto secondo me c'è da analizzare sulla Venezia dei secondi anni 20 e degli anni 30, e diciamo ci manca quasi completamente un'analisi della seconda linea della classe dirigente fascista, mentre la prima linea comincia ormai ad essere tracciata con una qualche forza. A me pare che questa seconda linea della classe dirigente fascista ci potrebbe far capire di più probabilmente i rapporti e i legami tra il primo fascismo, di cui più tardi mi occuperò, e il secondo fascismo, cioè il fascismo regime, più condizionato e più segnato da figure come Volpi e Giuriati piuttosto che Piero Marsic. Resta però, mi pare, la consapevolezza del fatto che da qui, da Venezia, sono partite figure di primo piano del fascismo nazionale, tanto delle origini, penso qui a Piero Marsic in maniera particolare, tanto del regime, penso a Giuseppe Volpi e Giovanni Giuriati, ma ci sono anche in questa classe dirigente fascista veneziana almeno due donne che vale la pena ricordare per il loro diciamo, impatto sulla politica a livello nazionale, e sono senz'altro Margherita Sarfatti e Maria Pezzè Pascolato. Un altro elemento fondamentale nella lettura del fascismo veneziano è il tema di come il fascismo si declina e si impossessa di miti, simboli e del discorso pubblico di lungo periodo di Venezia e anche della storia della Repubblica in qualche modo, per piegarlo ai suoi progetti politici. Non è un elemento esclusivamente o specificamente veneziano, perché questo accade con altre città e con altre storie, ma ovviamente per Venezia è particolarmente significativo e ha una sua declinazione specifica che ci permette di articolare con più attenzione il rapporto fondamentale tra fascismo e nazionalismo, ma anche le diverse declinazioni del ruolo coloniale e imperiale del fascismo che vedremo. Chiudo, e ho già parlato troppo a lungo, dicendo due ultime cose. Il fascismo è stato un momento trasformativo fondamentale di questa città, ha impresso diciamo, un segno sul modello di sviluppo, sull'espulsione della popolazione dalla città storica, ha trasformato l'ecosistema locale attraverso queste scelte e ha costruito un rapporto binario e diciamo, complicato tra le due città che costituiscono il comune di Venezia, Venezia e Mestre. Ragionare sul fascismo e diciamo su questo ventennio non è quindi esclusivamente un esercizio storico o storiografico, perché diciamo il ventennio ha in qualche modo segnato e ha dato forma alla città novecentesca che conosciamo e che in parte in cui viviamo, e quindi diciamo per qualche verso il passaggio successivo da fare e che non faremo in questo convegno e che però diciamo portiamo alla riflessione di chi ci segue è quello di come questo modello, che è un modello politico, culturale, sociale ed economico, ha influito e diciamo ha avuto un impatto anche di lungo periodo sulla storia di questa città oltre che di questo paese. Quindi diciamo, l'obiettivo del convegno non è quindi solamente banalmente segnare la riflessione sul fascismo in città nell'occasione del centenario, ma è ripartire anche da qui e anche da questa storia per costruire un ragionamento diciamo, di lungo periodo sullo sviluppo di questa città e sul suo futuro. Grazie. Allora, apriamo la prima sessione del pomeriggio che
come saprete se avete visto il programma, è dedicato al dopoguerra a Venezia, cioè agli anni... non so cos'è. C'è un problema di audio. C'è un problema di ritorno dell'audio, non so se... È dedicato, dicevo, al dopoguerra a Venezia, agli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale, fino a, in realtà, le origini dei fasci di combattimento del movimento fascista. Ci sono 3 relatori e poi penso terremo alla fine della sessione una piccola discussione con eventuali domande dal pubblico e una risposta ai relatori. Tra l'altro segnalo che nella successiva sessione la professoressa Scila Moroni, che doveva intervenire su Giovanni Giuriati, non può essere a Venezia, quindi ci saranno solo 2 relazioni al termine del pomeriggio. A questo punto presento brevemente il primo relatore, Stefano Galanti, qui accanto a me, che è ricercatore attualmente all'Istituto Nazionale Parri per la storia del Movimento di Liberazione in Italia, è autore di alcune pubblicazioni e in particolare di una tesi di dottorato discussa all'Università Statale di Milano, dove ha presentato una tesi intitolata Venezia e la memoria della Grande Guerra 1918-1926, che evidentemente è alla base dell'intervento di questo pomeriggio di Stefano Galanti, Costruire la memoria della Grande Guerra a Venezia, protagonisti e pratiche della rimembranza collettiva 1918-1926. Prego. Grazie mille della presentazione, buonasera a tutti. Prima di addentrarci nel tema della costruzione della memoria della Grande Guerra a Venezia, credo sia utile iniziare questo mio intervento con una breve premessa, e cioè la Prima Guerra Mondiale segna di fatto una svolta nella storia della città, perché Venezia è di fatto travolta dalla Grande Guerra, l'economia si trasforma, viene imposto il governo militare, la città diventa bersaglio dei bombardamenti dell'aviazione austro-ungarica e Venezia poi deve fare fronte a un complesso fenomeno di profugato, soprattutto dopo Caporetto, ed è attraversata da proteste popolari, in particolare contro la miseria, che poi si protrarranno anche dopo l'armistizio. Ecco, tra la fine del 1918 e i primi anni 20, Venezia è di fatto un campo di forze e di tensioni, potremmo definirlo così, nel quale si muovono soggetti di diversa natura. Sono associazioni, comitati, partiti, enti, istituzioni. Ecco, in questo spazio le pratiche del ricordo servono sì a elaborare un'esperienza così dirompente come è stata la Prima Guerra Mondiale, ma le pratiche del ricordo servono anche per articolare, per diffondere delle narrazioni, dei discorsi sul passato che sono però funzionali all'azione politica e ad un'azione politica che è nel presente, quindi nel primo dopoguerra. Ecco, l'intento di questo mio intervento, che è sulla memoria politica diffusa della Grande Guerra a Venezia, è quello di far emergere questo quadro articolato di forze in campo nel primo dopoguerra e di sottolineare come le pratiche del ricordo, quella che tecnicamente potremmo chiamare rimembranza collettiva, abbiano rappresentato allora Venezia, ma Venezia come in tanti altri casi in Italia e in Europa, sia un terreno di condivisione, sia però dei luoghi di contesa e di scontro sul piano politico. Dunque, il primo tema che penso valga la pena approfondire e affrontare parlando di memoria della Grande Guerra è senza dubbio la dimensione del lutto, perché è quella che naturalmente salta agli occhi. Con la Prima Guerra Mondiale anche Venezia deve fare i conti con la morte di massa. Ecco, nel dopoguerra il culto dei caduti investe letteralmente lo scenario urbano. La storiografia e gli studi in generale hanno già messo in luce come a Venezia il culto dei caduti prenda forma soprattutto attraverso la fissione di lapidi e di lapidi sulle pareti delle chiese. Si tratta di una diffusione che va oltre l'ordinario, è letteralmente straordinaria, cioè tra il 1919 e il 1926 vedono alla luce circa una trentina di lapidi in tutto il centro storico di Venezia e sono segni che, se girate per Venezia, sono ancora ben visibili. Potremmo dire grosso modo che c'è una lapide per ogni chiesa. Però a mio avviso è altrettanto interessante un altro fenomeno che si sviluppa sempre nel primo dopoguerra, e cioè quella sfera che riguarda tutte le lapidi che sono sulle pareti ma di edifici civili e militari. Si tratta di un fenomeno che a quell'epoca è altrettanto diffuso, ma è più composito ed è naturalmente oggi più difficile da individuare, bisogna andare a scavare nelle carte d'archivio.
Cioè nel primo dopoguerra si erigono anche delle lapidi presso, ad esempio, le società sportive, quindi la Bucintoro, la Querini, la Fulgor, ma a erigerle è anche il mondo delle professioni, quindi ad esempio i ferrovieri, quelli che allora erano poi i post telegrafonici. Se ne erigono nel mondo dei corpi militari, quindi ad esempio alla caserma Cornoldi in Riva degli Schiavoni, ce n'è una, si dedicano lapidi ai finanzieri, ce n'è una a Punta della Dogana, e ce ne sono in quei luoghi fondamentali per la società veneziana, che sono i caffè, quindi ad esempio il Caffè Quadri, il Caffè Vittoria, i teatri, ce n'è una ancora ben visibile sul lato della Fenice, all'interno delle scuole. Nel primo dopoguerra si contano lapidi e monumenti, ad esempio a Ca' Foscari, che all'epoca non è università ma è scuola superiore di commercio, ma anche al liceo Foscarini, all'istituto Sarpi, al liceo Marco Polo. Ecco, tutto questo fiorire di segni del lutto mi pare sottolinei un punto, cioè potremmo dire che si tratta di un'occupazione monumentale degli spazi che di fatto mette in luce anche la presenza di, in città di differenti però coesistenti comunità di appartenenza. Potremmo dire che siamo per il momento ancora in questo discorso nella dimensione della piccola comunità, l'appartenenza alla piccola comunità, quindi il campo, la parrocchia, la remiera, il caffè. In questi contesti emerge la necessità naturalmente di sanare la ferita del lutto aperta dalla Prima Guerra Mondiale, ma emerge naturalmente l'urgenza di ricordare, e nel dopoguerra a Venezia gli spazi che sono attorno alle lapidi e per estensione gli spazi accanto alle chiese o all'interno di scuole, di caserme, di caffè diventano spazi dove si ricordano e si piangono i nomi di chi è morto e di chi è morto in guerra. Sottolineo questo punto: si piangono e si ricordano i nomi ma non i corpi. Va detto che non sono luoghi in cui si piangono i corpi, perché a Venezia l'unico vero monumento ai caduti, che si lega naturalmente alla dimensione poi delle tombe ai caduti, verrà edificato al cimitero di San Michele tra la fine del 1920 e la fine del 1924, e se ne occuperà un apposito comitato, e questa è l'intitolazione: Comitato per le onoranze ai caduti in difesa di Venezia. Sottolineo in difesa di Venezia perché è un tema su cui poi ritornerò. Le intitolazioni, come anche le liste delle lapidi, non sono degli elementi neutri, e questo va naturalmente dichiarato fin da subito. Tornando alle le lapidi rappresentano l'esito concreto di un'azione combinata, ma anche della negoziazione tra soggetti di natura e agenti della memoria di natura diversa, cioè esistono i comitati che nascono e avviano le sottoscrizioni, ma ci sono gli artisti, ci sono le famiglie delle vittime, le famiglie che appartengono alla piccola comunità, c'è l'amministrazione cittadina che dà il suo contributo anche economico e dà le direttive sui canoni da seguire, che sono canoni estetici, c'è la commissione all'ornato a Venezia. Le lapidi sono, ecco, sicuramente il risultato di un bisogno che nasce dal basso a questo punto, ma a ben vedere emergono anche dei rapporti di forza che sono interni alla comunità di appartenenza, ma sono anche interni più in generale alla città. Ci sono anche i cosiddetti, a fianco ai comitati esecutivi, i comitati d'onore. Ecco, voglio dire, non tutti i comitati sono uguali. Per restare in zona, naturalmente avere nel proprio comitato, come accadeva ai Frari, figure come Giuseppe Volpi o Filippo Grimani Filippo Grimani allora sindaco, aiutava a ottenere dal comune un contributo economico maggiore rispetto ad altre parrocchie. E poi dobbiamo tenere presente che esiste tutto un corollario di manifestazioni, di dimostrazioni pubbliche che si lega alle lapidi. Non c'è solo l'inaugurazione dell'opera a fine opera, ma poi annualmente si tengono delle commemorazioni, e questi eventi, che sono eventi pubblici, diventano degli spazi metaforici in cui la ritualità collega la dimensione del lutto ad una nascente memoria nazional-patriottica di quello che è stato la guerra e al culto della patria. Ecco, naturalmente qui gioca un ruolo centrale la ritualità che si lega alla religione cattolica. Nel primo dopoguerra si sviluppano non solo messe in suffragio dei caduti in guerra, ma nel primo dopoguerra abbiamo anche tutta una serie di dimostrazioni di funzioni religiose, e questo accade fin dall'inizio della prima lapide inaugurata nell'agosto del 19 alla chiesa di Santa Eufemia, che è nell'isola della Giudecca. Sono funzioni religiose in cui però spiccano anche dei catafalchi, dei tumuli, a volte sono sormontati da simboli di guerra, elmi, armi in disuso e altro. C'è la presenza della Guardia d'Onore, quindi qualcosa che si lega alle autorità civili della città. C'è la presenza di personalità anche di alto livello legate alla comunità, ci sono i comitati, ci sono i parenti delle vittime. Ecco, capite che siamo entrati in una dimensione che è qualcosa di più della piccola dimensione, della piccola comunità.
Stiamo parlando, ecco, di un discorso patriottico che a Venezia viene elaborato e diffuso dalle destre che sono al governo della città, sono le destre del blocco d'ordine, che schematizzando potremmo dire sono la destra liberal conservatrice, la destra cattolica e quella nazionalista. Dalla fine dell'era del sindaco Grimani, quindi dalla fine del 1919, fino alla nomina del podestà Pietro Orsi, quindi 1926, passando per la carica del sindaco Giordano e per una serie di commissari prefettizi, queste forze politiche si adoperano per divulgare, articolare e divulgare una complessa rappresentazione della vittoria della Grande Guerra, ed è una narrazione che si basa essenzialmente su 3 elementi. Il primo è la celebrazione del sacrificio, il secondo è l'esaltazione del trionfo in guerra, perché l'Italia comunque ha vinto la Prima Guerra Mondiale, e le rivendicazioni di stampo irredentista, che naturalmente a Venezia, dato il contesto adriatico, sono forti, ma su questo tornerò a breve. Ecco, l'amministrazione locale, in tutte le sue diverse forme dal 19 al 26, si muove a questo scopo anche nel campo della cultura, usa la ritualità e usa la stampa, soprattutto giornali come la Gazzetta di Venezia e il Gazzettino, quindi una certa potenza di fuoco, per diffondere delle immagini chiave. Queste immagini chiave sono innanzitutto il martirio della città, la città che ha subito il martirio durante la Grande Guerra. Ecco, questa forma usata, il martirio, è qualcosa che ha un eco anche nel Risorgimento veneziano, nella rivoluzione veneziana contro l'Austria del 1848-49, città assediata dagli austriaci, e non mi soffermo su questo. Ma un altro punto della retorica nazionalpatriottica è l'eroismo dimostrato dalla città e dall'esercito, in particolare dalla Terza Armata guidata dal Duca d'Aosta, e un terzo elemento è il risveglio della città. Questa parola viene spesso utilizzata nei giornali, che è il risveglio della città, cioè quel progressivo abbandono di quella che nel 1919 veniva definita dagli stessi giornali veste guerresca della città, ovvero quando la guerra finisce a Venezia grandi edifici storici come ad esempio la Basilica di San Marco hanno ancora i sacchi di sabbia a difendere la protezione dai bombardamenti, e mancano ancora tutte quelle opere d'arte, le statue in particolare, che sono state portate via da Venezia per salvaguardare dagli stessi bombardamenti. Quindi si attende il ritorno di tutto questo, di tutte le opere d'arte, e al ritorno di queste opere, che tornano soprattutto nel 1919, si organizzano altrettante manifestazioni pubbliche che diventano importanti momenti di aggregazione e di diffusione di questo discorso patriottico. Ad esempio il ritorno della statua del Colleoni nel giugno del 19, alla presenza tra gli altri anche di D'Annunzio, o dei Cavalli di San Marco a novembre. Ecco, il ruolo trainante dell'amministrazione locale quindi è chiaro fin da subito, se pensiamo che già il 30 novembre del 1918, quindi a meno di un mese dalla fine della Prima Guerra Mondiale, a Venezia si tiene un consiglio comunale, e cito, a ricordo della vittoria delle armi italiane e per attestare la riconoscenza a Venezia ai gloriosi difensori della patria. Qui c'è anche un nesso tra patria e Venezia, e la parte per il tutto. Ecco, questo consiglio comunale, che avviene, come dicevo, a meno di un mese dalla fine della guerra, stabilisce un vasto piano di onoranze per i caduti, in particolare una targa da affiggere a Palazzo Ducale, cosa che avviene, una targa con il discorso, il proclama della vittoria di Diaz, delle lapidi commemorative che verranno poi affisse nell'atrio di Palazzo Loredan. È una dimensione, ci vorrà del tempo perché siano affisse, e non sarà un processo lineare, perché come dicevo fare una lista dei caduti non è una cosa semplice come sembra, chi inseriamo, chi lasciamo fuori. Il monumento nel cimitero di San Michele di cui parlavo, e un altro punto all'ordine del giorno è un dono fatto a una rappresentanza della Terza Armata, il dono di un vessillo di Venezia. Del resto anche il ruolo dei militari risulta centrale in questo schema. Se pensiamo nel quadro delle celebrazioni per il trionfo della vittoria appunto italiana nella guerra, ad esempio nel marzo del 1919 a Venezia si tiene una settimana intera di festeggiamenti, durante la quale nel bacino di San Marco arrivano delle corazzate ex austriache che vengono definiti trofei di vittoria, e in cui durante questi lunghi festeggiamenti si ribadisce il dominio italiano e di Venezia naturalmente sui mari, chiaramente un dominio che va a scapito e ai danni dell'Austria-Ungheria, e l'Austria-Ungheria è da sempre il nemico atavico nella retorica veneziana. Ecco, ho detto dell'amministrazione locale e ho detto dei militari, ma all'elaborazione del discorso
patriottico del primo dopoguerra prende parte anche, e lo prende parte organicamente, il mondo cattolico, naturalmente non senza tensioni al suo interno. È un'adesione che si deve essenzialmente all'accostamento del mondo cattolico al patriottismo di Foscari e di Volpi già prima della guerra, ma anche all'opera di assistenza prestata dal mondo cattolico nel 15-18, ma anche, terzo punto, al fatto che il patriarcato si pone in aperta concorrenza con i socialisti nel primo dopoguerra. Non è solo una questione di apporto semantico della religione alla costruzione del culto dei caduti, non c'è solo il tema del martirio o l'uso delle funzioni religiose. Ecco, in questo periodo emerge chiaramente il protagonista di una figura come il patriarca La Fontaine, che mette in campo tutta una serie di funzioni religiose, ad esempio in ricordo degli eventi bellici. Ad esempio a febbraio ogni anno il ricordo del bombardamento della cosiddetta Notte delle 8 ore, bombardamento che aveva colpito Venezia. Il cardinale La Fontaine organizza degli eventi pubblici e delle funzioni. Naturalmente negli eventi pubblici ci sono dei discorsi, in questi discorsi si ribadiscono i temi di cui ho parlato prima. La Fontaine che però si attiva anche affinché venga edificato un tempio votivo al Lido, il tempio adesso c'è, sono vicende che poi si protraggono ben oltre il 1926. E lo stesso patriarca spinge per l'attivismo di un tessuto cattolico che dopo la fine della Prima Guerra Mondiale in parte è rinnovato. Abbiamo gruppi giovanili, l'Azione Cattolica, le sezioni dell'associazione, le sezioni locali dell'associazione Madri e Vedove dei Caduti e quella dell'Unione dei Reduci di Guerra, che hanno un'impronta cattolica e hanno anche la partecipazione di dame dell'alta cittadinanza veneziana. Ecco, siamo in qualche modo arrivati a parlare anche delle associazioni. Nel primo dopoguerra le locali sezioni delle, come dicevo, Madri e Vedove dei Caduti, ma anche dell'Associazione Nazionale Combattenti, dell'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi di Guerra, degli ufficiali smobilitati, e poi ce ne sono moltissime altre, come queste e molte altre, nascono e agiscono nel panorama cittadino innanzitutto con una funzione sindacale a difesa degli interessi dei gruppi che vanno a difendere, ma agiscono anche nel campo della memoria pubblica e nel contesto delle manifestazioni pubbliche che si sviluppano a Venezia dopo il 1918, sia in quelle del lutto ma anche in quelle per il trionfo. Ecco, per questo tipo di associazioni diventa assolutamente essenziale presenziare, e non solo presenziare a queste manifestazioni per portare avanti le proprie battaglie, ma presenziare rendendosi visibili, rendendosi riconoscibili con tutto quel carico di istanze che devono far valere. E allora in questo quadro, nel contesto veneziano, non ci sono solo le lapidi nel contesto urbano a riempire il panorama urbano. In questo quadro diventano decisivi elementi che sono le bandiere. Nel dopoguerra tricolori, stendardi con il leone di San Marco, tutti i vessilli delle diverse associazioni occupano il panorama urbano. E non a caso i giornali di cui parlavo prima, quelli di area soprattutto nazional patriottica, usano un'espressione che è selva di bandiere, che naturalmente ha un carico retorico potente. Però ci sono anche le bandiere rosse in questo contesto. Ecco, naturalmente non mi soffermo sul quadro conflittuale che immagino poi emergerà dagli interventi dei relatori che parleranno dopo di me. Però va detto che il Partito Socialista Veneziano, pur essendo una componente forte in città, soprattutto nel centro storico, si trova fin dall'inizio in una posizione complicata di fronte al tema della vittoria, perché è costretto a fare i conti con le contraddizioni del periodo della neutralità e poi con l'intervento, con la partecipazione allo stato di guerra. Ma comunque il Partito Socialista, che è ben radicato soprattutto in alcuni sestieri della città, si fa capofila di un vero e proprio contromito rispetto a quello che dicevo prima, al discorso nazionalpatriottico. Ecco, questo contromito è una rappresentazione del conflitto che si fonda sulla memoria delle vittime e non degli eroi, delle vittime di una guerra imposta, e sulle sofferenze più che sull'eroismo della città e sulle accuse che vengono mosse contro gli alti comandi militari, in particolare contro Cadorna e in concomitanza con le risultanze dell'inchiesta su Caporetto. Ecco, veicolo di questo contromito, che è un contromito che potremmo definire antimilitarista, sono comizi, sono manifestazioni pubbliche, e poi c'è tutta quella rete
dei rossi, potremmo definirla così, quindi circoli di partito, Camera del Lavoro, sindacati, la Lega Proletaria che ha un nome molto più lungo, ma è comunque di impianto socialista, è un'altra di quelle associazioni reducistiche di cui parlavo prima, però naturalmente di impianto socialista e poi comunista. Poi c'è il giornale Il Secolo Nuovo, che riprende le stampe dopo la fine della guerra, ed è una rete che è animata da figure ancora autorevoli nel panorama del socialismo, come socialismo veneziano, come ad esempio Elia Musatti, ma anche dei giovani come Girolamo Li Causi. Nel campo della rimembranza collettiva agiscono però anche dei gruppi che sono nati prima della Grande Guerra. È il cosiddetto soprattutto associazionismo patriottico, quindi l'Associazione Trento Trieste, la Società Dante Alighieri, il Circolo Garibaldi, la Lega Navale. Sono ambiti da cui emergono figure di assoluto rilievo come Giovanni Giuriati o Pietro Marsic, di cui si parlava anche prima. Sotto il magistero di D'Annunzio, che D'Annunzio è il grande fabbricatore di parole d'ordine di questo periodo, pensiamo solo alla Vittoria Mutilata, l'associazionismo patriottico, le associazioni studentesche guidate da Ca' Foscari, le società sportive, in particolare le Remiere, e già dal gennaio del 19 impongono al centro del discorso pubblico il tema delle rivendicazioni contro le trattative di Versailles, e a Venezia emerge soprattutto l'azione del gruppo femminile della Trento Trieste, che nel 1919 organizza passeggiate, pesche di beneficenza, sottoscrizioni, conferenze sulla cosiddetta italianità della Dalmazia. Va detto che questo non è l'unico caso di azione portata avanti da gruppi femminili. Nello stesso periodo sono attive anche, ad esempio, il Fascio Lavoratrici della Guerra, le Madri e Vedove di Caduti di cui parlavo prima, l'Unione delle Madri Spose e Reduci di Guerra. Ma i loro spazi d'azione sono in qualche modo vigilati all'interno di sfere accettabili per gli uomini, come possono essere la beneficenza o il lutto. Che il fatto che a Venezia si guardi all'altra sponda dell'Adriatico emerge chiaramente dalla propensione a insistere su una figura come ad esempio il martire, così viene definito Nazaro Sauro, più che su figure come ad esempio Battisti. A Sauro, che diventa l'emblema del sacrificio, della rivalsa, del carattere marinaresco in città, vengono intitolati la Scuola Professionale Marittima, 2 targhe, una al Caffè Quadri nell'agosto del 20 e una al Caffè Vittoria nel gennaio del 22, un campo della città nell'aprile del 1923. Ecco, anche nel caso della retorica diffusa dal nazionalismo irredentista, al centro del discorso resta il tema di Venezia che si connette alla Grande Guerra, cioè la città, e con Venezia l'Italia intera, ha affrontato la guerra e l'ha vinta, e ora naturalmente reclama i suoi diritti di, questa era la definizione, di regina dell'Adriatico. E vanno naturalmente in questa stessa direzione non solo le iniziative memoriali condotte dall'amministrazione locale, ad esempio in una continuità che va da Grimani al sindaco Giordano, l'invio di doni e simboli come leoni di pietra o vessili di San Marco a città che nel frattempo sono diventate emblema di italianità come Gorizia o Zara, ma vanno in questa direzione anche molti sodalizi veneziani che partecipano a progetti memoriali di rilievo anche nazionale, ad esempio dando il proprio apporto per l'edificazione del Famedio del marinaio Apola. Ecco, il fatto che la classe dirigente e il notabilato di Venezia riescano a intessere reti di relazione anche al di fuori della città fa sì che nel primo dopoguerra in Laguna giungano figure di assoluto rilievo, come ad esempio il Duca d'Aosta o Taon di Revel, l'ammiraglio. Ecco, Taon di Revel, ad esempio, nell'agosto del 19 a Taon di Revel viene consegnato viene detto così, bastone del comando, che richiama la storia della Serenissima Repubblica di Venezia, o il 24 maggio del 1925, 24 maggio, data altamente simbolica, l'entrata dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, nel 25 gli viene dato il titolo di Duca del Mare. Ecco, questo ruolo che Venezia ha, che ha sul piano simbolico ma anche sul piano politico, per quanto riguarda la memoria della Grande Guerra, lo vediamo plasticamente poi nel novembre del 1921, quando alla stazione di Santa Lucia fa tappa e si ferma per la notte il treno che porta la salma del Milite Ignoto, non senza punti di frizione, ad esempio tra fascisti e socialisti, ma anche all'interno del comitato che si è occupato dell'organizzazione delle manifestazioni. Ecco, mi sto avviando alla conclusione del mio intervento. Si parla spesso di memoria collettiva. Ecco, mi pare che il caso di Venezia mostri bene come sarebbe forse più opportuno parlare di memoria delle collettività, parlando di pluralità di soggetti in campo. L'immediato primo dopoguerra è sicuramente una fase di transizione, però è anche una fase molto vivace,
Siamo di fronte a una vera e propria polifonia e a una pluralità di attori e di memorie sulla scena pubblica. Però con l'affermarsi del fascismo, e qui arrivo al punto finale, assistiamo alla fine di questa polifonia. Come si inserisce il fascismo in tutto questo quadro che ho cercato di delineare? In una prima fase i fascisti partecipano alle manifestazioni del nazionalismo irredentista nel 1919 per le rivendicazioni adriatiche, lo fanno soprattutto a scopo di propaganda. Anche attraverso l'uso della violenza riusciranno a vincere quella che gli storici definiscono guerra di simboli contro le istanze antimilitariste. È una progressiva e violenta esclusione delle voci dissidenti dalla scena pubblica, ne fanno naturalmente le spese soprattutto i cosiddetti rossi, e dopo anni i fascisti consolidano il loro ruolo alla testa dei rituali civili, raggiungendo alla fine il monopolio sul culto patriottico e sulla memoria della Grande Guerra. Dopo la marcia su Roma, la fascistizzazione della memoria procede di pari passo con quelle che anche Snenghi ha definito le serrate operate dal fascismo a livello nazionale e anche a livello locale. La Grande Guerra viene rappresentata come epopea eroica della nazione, assume in qualche modo i tratti del mito di rifondazione, si elabora una continuità che va dall'Italia di Vittorio Veneto all'Italia fascista e quindi fa perno sul tema della vittoria e del sacrificio, e che poi troverà espressione in diverse politiche e pratiche memoriali. A Venezia le celebrazioni per il 4 novembre, ad esempio nel 1922, poco dopo la marcia su Roma e il governo fascista, nel 1922 le squadre fasciste egemonizzano la scena al cimitero di San Michele per onorare i caduti che vengono ancora definiti caduti in difesa di Venezia. Poi, altra pratica di assoluto rilievo e che si lega al governo fascista, nel 1923 viene inaugurato anche a Venezia come in molte altre città d'Italia, il Parco della Rimembranza che viene fatto a Sant'Elena. Ecco, va detto che voci fuori dal coro nel campo della memoria continueranno a esserci almeno fino al 1925. Queste sono le prove che ho trovato io in archivio. È il caso di alcuni gruppi di ex combattenti che a Venezia sono ancora contrari all'omologazione delle celebrazioni per il 4 novembre, ma naturalmente vengono in breve individuati e fermati dalle autorità, dalla prefettura. Già un anno più tardi, siamo arrivati al 1926, la scena è ormai fascistizzata. Si completa l'allineamento di tutte le associazioni di cui ho parlato prima, le associazioni cittadine che si erano dette apolitiche fino a un certo punto, ma poi capitolano. C'è la fascistizzazione degli spazi della venezianità, voglio dire, in quegli anni anche la regata storica viene definita fascista a livello culturale, e nella Venezia degli anni 30, e con questo concludo, il ricordo della Grande Guerra finisce in qualche modo per essere solo uno degli elementi di corredo per le coreografie del regime. Grazie. Allora, ringraziamo Stefano Galanti per averci delineato con ampiezza di dettagli e di spunti interpretativi questa Venezia comunità del lutto, che poi diventa anche comunità vincitrice, comunità irredentista, e credo sia interessante questo quadro che ci ha delineato del tessuto urbano, anche che si punteggia di tracce e di monumenti dalle chiese, ma anche sedi di associazioni, scuole e, come abbiamo preso, anche caffè. E poi il crescente monopolio di un blocco d'ordine prevalentemente sulla memoria della Grande Guerra e i suoi rituali, fino a che poi la scena pubblica in qualche modo si chiude e si cristallizza attorno a questa memoria che diventa fondativa per il fascismo e che per Venezia ha questa declinazione particolare collegata al mare, al mito del dominio di Venezia sull'Adriatico, al rapporto con le terre irredente e via dicendo. A questo punto devo cedere nuovamente la parola a Giulia Albanese. Ricordo che Giulia insegna professoressa all'Università di Padova. Tra i suoi libri ne ricordiamo uno veneziano, cioè Alle origini del fascismo, la violenza politica a Venezia, 1919-1922, è uscito ormai 20 anni fa, e l'ultimo sua curatela con Lucia Ceci è I luoghi del fascismo, memoria, politica e rimozione, che è appena stato pubblicato da Viella.
l'intervento di Giulia Albanese è dedicato alle origini del fascismo a Venezia. Grazie. Riprendo qui alcune riflessioni a partire dal volume che ormai 20 anni fa sulle origini del fascismo, che mi permette di riflettere su alcuni punti specifici di quella ricerca, anche nel rapporto con le successive ricerche sulle origini del fascismo a livello nazionale e quindi sull'intreccio tra l'esperienza veneziana e l'esperienza italiana delle origini del fascismo. E in particolar modo da quegli studi emerge da una parte il rapporto dialettico tra appunto l'esperienza veneziana e l'esperienza italiana, che fa sì che si possano individuare alcuni elementi molto specifici della vicenda delle origini del fascismo a Venezia, ma al tempo stesso anche degli elementi di forte continuità con un quadro nazionale. L'altro elemento che vorrei sottolineare è il ruolo fondamentale della violenza politica nella costruzione di un discorso politico fascista, e l'ultimo che probabilmente negli studi di 20 anni fa, che avevo fatto 20 anni fa, non era emerso con la forza che invece adesso mi pare significativo sottolineare, che verrà probabilmente ripreso nell'intervento di Giovanni Sbordone, cioè la forza delle culture politiche e dell'organizzazione politica antifascista in quel quadro, nel senso che nel libro di 20 anni fa veniva fuori effettivamente l'importanza anche della reazione socialista alle violenze fasciste, ma è un punto che in quel contesto non avevo approfondito e che a posteriori mi pare molto più significativo, anche in considerazione del fatto che per quanto sconfitta, la Venezia antifascista continua ad avere rilevanti risultati elettorali fino alle elezioni del 1924, a dimostrazione che, sia pure anche se il contesto che già c'è stato in qualche modo tratteggiato da Stefano Galanti ci mostra una polifonicità presente in città e un dialogo molto rilevante tra culture politiche diverse, la Marcia su Roma non segna, come altrove invece fa, la fine dell'esperienza antifascista, sia essa socialista o comunista, ma costituisce comunque un momento di passaggio che non rappresenta la chiusura di quella fase. Allora, il fascismo veneziano nasce a metà dell'aprile del 1919, quindi in stretta relazione con la nascita dei fasci, con l'Assemblea di San Sepolcro, con la nascita dei fasci di combattimento a livello nazionale. Nasce sotto l'egida del Gazzettino e probabilmente anche di una parte della classe dirigente nazionalista veneziana che invece nel corso dei mesi successivi, soprattutto a un anno di distanza dalla nascita del fascismo, prenderà invece parzialmente le distanze da quell'esperienza. Nasce, dicevo, a metà aprile e nasce in un contesto in cui a Venezia interagiscono, come del resto capita anche a livello nazionale, una serie di culture politiche che sono contigue ma non sono esattamente corrispondenti. Cioè abbiamo l'irredentismo, abbiamo il nazionalismo e abbiamo l'arditismo, e a Venezia questo rappresenta gruppi diversi che fanno capo a personalità diverse e che vengono in qualche modo rivitalizzate a pochissimi mesi dalla nascita delle origini del fascismo, dalla esperienza di Fiume e dalla partenza per Fiume di Gabriele D'Annunzio il 12 settembre del 1919 e dal fatto che Venezia costituisce uno dei luoghi cardine di una organizzazione del sostegno italiano e fascista, o comunque di ambito fascio nazionalista, all'esperienza fiumana, che fa sì che quella città sia attraversata da ondate di arditi legionari fiumani e quant'altro per tutti i mesi in cui l'impresa fiumana si protrae. Questa è in qualche modo una manodopera attiva che il fascismo capitalizzerà e che è parte consistente anche dell'esercizio della violenza e del radicamento violento del fascismo in città.
il settembre-novembre del 1919 da questo punto di vista è un momento molto significativo, perché appunto abbiamo questi uomini di passaggio per la città che vengono utilizzati anche per imprese violente, e anche in questo conflitto, scontro e confronto continuo con il movimento socialista e nella costruzione di momenti anche diciamo di costruzione identitaria delle diverse forze politiche, ma al tempo stesso è anche un momento di maturazione politica delle classi dirigenti fasciste, perché noi nel novembre del 1919 ci sono le elezioni, sono elezioni nelle quali il fascismo veneziano si presenta in una configurazione diversa rispetto al fascismo nazionale, cioè tra il fascismo milanese, scusate, se il movimento fascista partecipa da solo alle elezioni nella circoscrizione milanese, a Venezia lo fa con la democrazia sociale, segno che diciamo la frattura dei diversi mondi interventisti, l'interventismo democratico, l'interventismo di radice più nazionalista, non è ancora avvenuta in maniera esplicita, ma quella frattura avverrà nella sconfitta, che è una sconfitta che accomuna i fascisti, diciamo gli interventisti democratici e gli interventisti nazionalisti, e che porterà sostanzialmente alla sconfitta della democrazia sociale a Venezia e alla presenza del solo Giuriati nel movimento liberale alle elezioni. Questa sconfitta è una sconfitta chiarificatrice, perché segna la definitiva rottura tra il mondo democratico e il mondo nazionalista interventista, e segna in qualche modo un intervento più esplicito e più forte del fascismo in città. Uno sviluppo che quindi a Venezia continua in maniera permanente, quindi dal marzo del 19 attraverso le elezioni del novembre 19, che poi continua fino all'estate del 20. Non c'è una scomparsa vera e propria del movimento fascista, come invece accadrà in altri contesti, e che nell'estate del 1920, quindi in anticipo rispetto al panorama nazionale, avrà una sua fase di rinascita e riconfigurazione. Una riconfigurazione che passa attraverso la violenza. L'atto principale è la presenza conflittuale di un gruppo di fascisti a una manifestazione socialista nell'estate il 22 di luglio del 1920, a pochi giorni, come sapete, dall'incendio e dal conflitto che si verifica a Trieste con la distruzione dell'Hotel Balkan, centro delle attività slovene nella città di Trieste, e che mostra come il fascismo delle origini veneziano sia fortemente connotato dal rapporto con Trieste e Fiume, di cui ho già fatto riferimento. E in questo contesto si ha una riconfigurazione della presenza fascista in città, che vede l'emergere sempre più forte di una figura come quella dell'avvocato Piero Marsic, che è di fatto una figura con una caratura nazionale, e la cui presenza si afferma soprattutto attraverso la fondazione del giornale in contemporanea con l'azione violenta contro la manifestazione socialista in città, il giornale Italia Nuova, che tra il 1920 e il 1922 rappresenta il cuore della propaganda, dell'azione, ma anche della costruzione identitaria del fascismo in città. È un contesto in cui la conflittualità sociale è ancora forte, cominciano nell'agosto del 20 l'occupazione delle fabbriche, l'occupazione delle fabbriche in città, anche se proprio attorno a questa conflittualità sociale mi pare che si possa segnare una riflessione. Lo scambio di lettere tra Rossi e Lanfranchi, cioè tra il Comitato Centrale dei Fasci
Fasci e il segretario politico del fascio veneziano, ci dimostra in maniera esplicita, proprio in relazione al caso di Venezia, la consapevolezza del Comitato Centrale dei Fasci che l'occupazione delle fabbriche non rappresenta l'inizio di un rischio rivoluzionario a livello nazionale, ma rappresenta invece la coda finale di una conflittualità sociale, di una presenza del Partito Socialista nel paese che Cesare Rossi ha esplicitamente dichiarata, cioè Rossi invita Lanfranchi sì a utilizzare questo momento per stringere maggiori rapporti con le forze dell'ordine, dichiarare la disponibilità delle squadre fasciste a intervenire in ragione d'ordine, ma al tempo stesso si dice consapevole che questo è il colpo di coda del movimento socialista e non il momento del suo sviluppo. Ed è infatti proprio nell'estate del 1920 che questa collaborazione tra le forze dell'ordine e le squadre viene proposta, anche se diciamo non viene utilizzata dalle istituzioni locali, e viene riorganizzata, o viene forse organizzata più propriamente per la prima volta, una vera presenza squadrista in città con l'intitolazione di ben 3 squadre di combattimento, una che si chiama Serenissima in rapporto appunto con la memoria che viene coltivata dell'esperienza della Repubblica di Venezia, e altre 2 tra cui appunto la Disperata e in questo momento mi ricordo la terza, scusate. Allora, quindi abbiamo da una parte una presenza veneziana che ha delle caratteristiche profondamente legate al movimento fiumano, un rapporto molto chiaro con l'esperienza d'annunziana, con Gabriele D'Annunzio, che diciamo in qualche modo è una personalità che diciamo contigua ma potenzialmente anche in contrapposizione a diciamo il protagonismo mussoliniano. Questa presenza e questa peculiarità del fascismo veneziano è ben rappresentata dalla figura di Pietro Marsic, che si colloca in questa fase e diciamo per tutta la fase delle origini del fascismo in una posizione di dialettica nei confronti del fascismo, diciamo della corrente fascista nazionale rappresentata da Benito Mussolini, e lo si vede chiaramente tra il 20 e il 21 perché diciamo Marsic prenderà esplicitamente posizione contro le principali novità portate avanti dal fascismo mussoliniano, che sono sostanzialmente, a partire dalle elezioni del 21, la trasformazione del movimento fascista in partito e una presenza più istituzionale e anche elettorale che diciamo rispetto al quale Marsic sarà sempre molto critico. Prima che tutto questo avvenga però c'è la fine dell'esperienza d'annunziana, il trattato di Rapallo del 1920 e la conflittualità enorme che questa fine dell'esperienza d'annunziana, con il Natale di sangue, porterà in città, e che dimostra in maniera chiara la rottura tra da una parte una classe dirigente conservatrice che è rappresentata anche da Giuseppe Volpi in maniera particolare e Piero Marsic, che si trovano su fronti diversi rispetto al trattato di Rapallo e che porta il fascismo veneziano a radicalizzarsi non solamente diciamo rispetto al movimento interventista democratico, rispetto al Partito Socialista eccetera, ma a prendere anche le distanze dalla classe dirigente veneziana. È un momento diciamo di crisi di rapporti piuttosto significativi, che però ha una sua storia, nel senso che la stessa nascita dell'Italia Nuova e la stessa riorganizzazione del movimento fascista operata da Piero Marsic tra l'estate del 20 e l'autunno del 20 era stata in qualche modo nel segno di una presa di distanza di un pezzo di classe dirigente veneziana, che si dimostra plasticamente anche nel trasferimento della sede del fascio di combattimento dalla sede del Gazzettino a Campo Santo Stefano, cioè quindi da una presa di distanza anche diciamo dei luoghi stessi dove si faceva politica. Allora quindi diciamo riprendendo in qualche modo il filo del discorso,
l'appoggio e il sostegno del fascismo veneziano guidato da Marsic all'impresa fiumana e la sua presa di distanza invece dagli accordi fatti da Mussolini e anche da Volpi col trattato di Rapallo, porta a una radicalizzazione del fascismo veneziano che si dimostra con un esercizio della violenza molto importante, un esercizio della violenza che si svilupperà in particolar modo tra la primavera del 21 e l'estate del 21 in una situazione completamente diversa rispetto a quella del quadro nazionale, perché se noi nel quadro nazionale abbiamo uno sviluppo della violenza fascista che avviene in contrasto con la vittoria socialista alle elezioni amministrative e diciamo di presa quindi una violenza che aspira quindi alla presa di controllo delle amministrazioni locali da parte del mondo conservativo attraverso diciamo anche l'azione squadrista, quello che avviene a Venezia è un processo molto diverso, perché nell'autunno del 1920 in realtà a Venezia i socialisti non vincono le elezioni ma le perdono e di fatto il sindaco Davide Giordano, che è espressione dell'Alleanza Nazionale, può essere considerato e viene nominato in diverse occasioni negli anni successivi come il primo sindaco fascista d'Italia. E quindi il fascismo veneziano si trova a intervenire con la violenza e a cercare di occupare i quartieri popolari, le sedi del Partito Socialista, eccetera, in una situazione in cui la classe dirigente conservatrice ha in realtà già il controllo politico della città attraverso appunto il controllo dell'amministrazione e la violenza fascista appare quindi un elemento di disordine che non può essere letto completamente, come invece è letto in diversi altri contesti, soprattutto in Emilia-Romagna, come una risposta all'azione rivoluzionaria socialista. E di fatto questo è molto evidente perché anche la stampa d'ordine a partire dalla primavera del 21 prende, diciamo, almeno apparentemente ha qualche difficoltà di rapporto con le violenze squadriste e questo diciamo obbliga a una certa difficoltà di rapporti appunto soprattutto tra Piero Marsic e la classe dirigente veneziana e dall'altra parte tra Piero Marsic e lo stesso Mussolini. Si intrecciano quindi diversi livelli di conflittualità, una conflittualità interna al mondo conservatore veneziano, una conflittualità tra fascisti veneziani e fascisti nazionali in ragione di questi temi del patto di pacificazione, la nascita del partito fascista, eccetera, che portano a una continua radicalizzazione della violenza contro il movimento socialista in maniera particolare, che è una violenza quindi fatta sì contro il movimento socialista ma anche per affermare una posizione diversa rispetto a quella delle classi dirigenti veneziane e diciamo i momenti chiave di dell'uso di questo tipo di uso della violenza è in particolar modo la spedizione di Treviso del luglio 1921 ad opera degli squadristi veneziani e non solo, spedizione di Treviso che è un momento di sfida aperta alla dirigenza nazionale del fascismo che in quel momento sta proponendo un patto di pacificazione cosiddetto tra socialisti e fascisti che di fatto morirà prima ancora di realizzarsi. È in questo contesto, con la spedizione di Treviso, che diventa segretario politico dei fasci, una figura molto dubbia, quale Gino Covre. Gino Covre che sarà segretario politico dei fasci all'incirca per un mese e mezzo e viene chiamato dalla dirigenza fascista proprio per riorganizzare o radicalizzare la violenza fascista in una situazione in cui appunto nella primavera del 1921 gli scontri erano stati avevano segnato qualche elemento di vittoria del fascisti, ma nello stesso tempo avevano dimostrato anche la capacità di reazione e di tenuta e di controllo delle proprie roccaforti da parte del movimento fascista locale, che era riuscito anche a rispondere sul piano della violenza, cosa che è dimostrato dall'equilibrio anche delle vittime, se vogliamo, tra il movimento fascista e il movimento socialista. La tensione che
diciamo, che si crea e che diventa palpabile con la spedizione di Treviso fa scoppiare delle contraddizioni interne al fascio di combattimento tali per cui Piero Marsic si trova costretto in qualche modo a prendere le distanze dalla violenza estrema espressa dal segretario politico Gino Covre e a espellerlo insieme agli uomini a lui più vicini, a espellerlo dal movimento fascista, cosa che determinerà la nascita di un gruppo politico radicale, anche se affine al movimento fascista, come quello dei Cavalieri della Morte, con cui il movimento fascista interagirà per tutti i mesi che vanno dall'estate del 21 all'estate del 22, con, diciamo, un gioco delle parti, in alcuni momenti una tensione vera tra i due movimenti, ma in altri momenti invece un gioco delle parti volta sempre a cercare di sgominare il controllo dei quartieri popolari, in particolar modo da parte del Partito Socialista, e a segnare l'esperienza fascista veneziana. È una conflittualità che in qualche modo trova un momento di risoluzione complessiva nel giugno del 1922, quando di fronte all'ennesimo scontro provocato dai Cavalieri della Morte, questa volta in uno scontro con le forze dell'ordine, muore uno dei Cavalieri della Morte, Armando Cancellada. I Cavalieri organizzano un'azione esplicitamente eversiva anche nei confronti dell'amministrazione locale, ma tutto questo avviene in concomitanza in qualche modo con la fine o il risolversi del conflitto tra Marsic e il fascismo nazionale, e quindi noi vediamo in contemporanea come avviene da una parte lo scioglimento da parte delle forze dell'ordine dei Cavalieri della Morte e dall'altro però la fuoriuscita di Marsic e dei suoi uomini dal partito fascista, con la creazione del fascio autonomo di combattimento che durerà dall'estate del 22 fino alla marcia su Roma. Come si conclude questa storia? Questa storia si conclude con un partito socialista che, malgrado le violenze estreme anche esercitate dal partito fascista nei confronti delle classi popolari e di tutte le sedi del partito socialista, riesce a resistere almeno fino alla marcia su Roma. A Venezia, malgrado il sindaco sia, come vi dicevo, il sindaco fascista d'Italia, la Camera del Lavoro non viene attaccata perché non c'è la possibilità di farlo dai fascisti e non viene occupata fino all'ottobre del 1922. E quindi da questo punto di vista la marcia su Roma segna anche dal punto di vista anche sul territorio una vittoria fascista, ma dall'altra questo movimento socialista veneziano non è pienamente sconfitto, come dimostrano, come vi dicevo e come spero dirà in maniera più esplicita Giovanni, la sua capacità anche di vitalità in città almeno fino alla metà degli anni 20. Allora, questo passaggio segna anche però una cosiddetta normalizzazione del fascismo veneziano, perché vede sostanzialmente la marginalizzazione di una figura come Piero Marsic dall'organigramma del partito e in qualche modo la ripresa di controllo di una figura come Giuseppe Volpi, ma anche di Giovanni Giuriati, che pure però non saranno sempre sulla stessa linea d'onda del fascismo locale. La domanda che resta per quanto mi riguarda aperta è in che modo quel radicalismo delle origini lascia segni, e se lascia segni nel fascismo degli anni successivi, nel post 1922, e se quella dialettica tra fascismo radicale e fascismo moderato con il quale si è letta la vicenda della parabola del fascismo veneziano finora ci permette davvero di capire lo sviluppo e il conflitto politico in città. Mi pare che da questo punto di vista tornare a riflettere sul ruolo del nazionalismo e sul intreccio tra nazionalismo e fascismo dovrebbe costituire una delle chiavi più rilevanti per leggere l'esperienza fascista in città, e l'altro elemento che avevo già introdotto un po' nell'introduzione è uno sguardo più attento alla seconda fila del fascismo, quella che è meno studiata, penso
attraverso a figure come Suppiei, che partecipano sia dell'esperienza del fascismo delle origini che dell'esperienza del fascismo regime. Grazie. Allora, ringraziamo Giulia Albanese per aver delineato questo quadro piuttosto turbolento e pieno di tensioni, in cui Venezia esprime delle figure di caratura nazionale, di peso nazionale, passano e hanno, sappiamo, un ruolo molto importante in città, figure come D'Annunzio. Abbiamo sentito del ruolo di Marsic, la cui leadership in una primissima fase si contrappone anche a quella di Mussolini, e abbiamo così visto delinearsi una scena politica piena di tensioni, di conflitti, di occupazione di spazi, non solo sul piano simbolico ma anche con azioni di tipo violento. E poi verso la fine l'emergere di un quadro più d'ordine, in cui iniziano a intravedersi dei ruoli importanti, innanzitutto di un primo sindaco fascista in Italia come Giordano, che anche egli viene da un'esperienza di diciamo figura di punta del nazionalismo veneziano, e poi Giuriati tra Venezia e Fiume, e poi naturalmente Volpi, il ruolo del capitale e di quella che sarà il laboratorio del polo industriale di Marghera, che in quegli anni inizia a consolidarsi. A questo punto passiamo con una nuova relazione all'altra parte dello scenario politico, cioè all'antifascismo veneziano, alla prova del fascismo. Il tema viene affrontato da Giovanni Sbordone, che vi ricordo è attualmente direttore dell'Istituto Veneziano per la Storia e l'Esistenza della Società Contemporanea, autore di diversi studi di storia veneziana e non solo, nel Novecento. In particolare, visto anche il luogo in cui ci troviamo, dobbiamo assolutamente ricordare Nella Repubblica di Santa Margherita, storia di un campo veneziano nel primo Novecento, che venne pubblicato nel 2003. E più di recente, nel 2021, è apparso Echi lontani della rivoluzione, le origini del Partito Comunista a Venezia, 1921 e dintorni. Prego Giovanni, grazie. Sì, grazie, buon pomeriggio. Credo che sia opportuno che io cominci dal titolo del mio intervento. L'antifascismo alla prova del fascismo suona molto bene, ma forse bisogna specificare meglio. Io parlerò degli atteggiamenti delle forze politiche veneziane che si contrappongono al fascismo nella fase dell'affermazione del fascismo e della sua presa del potere, quindi negli anni 20, e dati i limiti di tempo per non superare questi limiti, fondamentalmente i primi anni 20. Ecco, prima cosa da dire è che l'uso del termine antifascismo per quella fase storica necessita di qualche avvertenza se non si vuole rischiare un anacronismo. Il termine antifascismo, come oggi lo intendiamo, deve molto soprattutto agli anni 40, alla fase finale del regime fascista, alla resistenza, e poi al grande valore politico, etico che il concetto di antifascismo avrà dopo la fine del fascismo nella fondazione dell'Italia democratica. Diciamo che tendenzialmente il termine indica per noi un insieme di diversi movimenti politici che in modo più o meno unitario, certo, un'unitarietà piuttosto travagliata, ma che comunque con una tendenza all'unità si oppongono al fascismo nel nome della democrazia e della difesa della libertà. Ecco, tutto questo insieme di significati è un po' rischioso per essere attribuito in toto a quello che succede negli anni 20, soprattutto nei primi anni 20. Quindi per quella fase si parla soprattutto di un insieme di movimenti che in maniera abbastanza disordinata e con metodi, anche con finalità diverse, si oppongono al fascismo che si va affermando. E certo, per esempio, l'idea della difesa della democrazia non è un terreno comune veramente per tutti questi movimenti, e non si può dire nemmeno che sia una delle preoccupazioni principali.
Ovviamente questo a noi fa un certo effetto, visto che sappiamo che l'Italia di quegli anni era sull'orlo di una dittatura ventennale, e quindi ci verrebbe da pensare che quel poco, diciamo così, di democrazia parlamentare, liberale, che era stato costruito negli anni precedenti, soprattutto durante l'età giolittiana, dovesse essere difeso con le unghie e coi denti. Ma insomma, come vedremo, non era questa la preoccupazione principale nemmeno di chi si opponeva al fascismo. Ecco, ciò detto, direi comincerei da un rapido quadro di qual era la situazione politica a Venezia in quel dopoguerra, una situazione politica appunto in cui il fascismo viene ad affermarsi. Per amore di sintesi, diciamo così, sottolineerò 3 punti: la presenza di un forte partito socialista, a cui fa invece riscontro un partito popolare piuttosto debole, soprattutto se confrontato al resto del Veneto, e poi una presenza tutto sommato specifica e caratteristica della realtà veneziana, come quella della democrazia sociale, che naturalmente esiste anche in altre parti d'Italia a livello nazionale, ma Venezia ha delle sue specificità sia come forza politica che come posizioni politiche. La forza del Partito Socialista, del PSI, è presto detta. Alle elezioni del 19, Venezia città, il PSI prende il 50% dei voti. In provincia qualcosa di meno, ma comunque si attesta oltre il 40%. Quindi è indubbiamente il partito più forte. Fra l'altro non è una novità, perché già nel 1913 a Venezia, quindi già prima della guerra, il Partito Socialista aveva superato il 50% dei voti. In sostanza, da quando è stato introdotto il suffragio quasi universale maschile, dal punto di vista numerico il Partito Socialista domina la scena veneziana, anche se poi, come abbiamo sentito, non arriva a governare la città, perché al momento delle elezioni amministrative le forze antisocialiste si alleano tra loro e riescono a impedire la conquista socialista del comune. Ecco, naturalmente dal nostro punto di vista la domanda è: un partito socialista con un seguito così ampio cosa fa per opporsi al movimento fascista che viene affermandosi? Ecco, naturalmente si può ricordare ciò che spesso viene ricordato, cioè che il Partito Socialista del dopoguerra è sostanzialmente diviso in contraddizione fra delle posizioni ideologiche, retoriche, rivoluzionarie e una pratica politica invece molto meno rivoluzionaria. Le posizioni ideologiche e retoriche, ovviamente c'è stata la rivoluzione russa, quindi si invoca a fare come la Russia, l'instaurazione dei soviet in Italia, l'abbattimento della società borghese, eccetera. Quindi la rivoluzione viene invocata ogni più sospinto, praticamente sostanzialmente da quasi tutte le voci del partito, anche se poi noi sappiamo che in verità esistevano nel partito posizioni molto diverse. Ma quali sono le pratiche, dal punto di vista appunto pratico, le pratiche politiche che vengono messe in atto? Ma quelle in verità alla fine sono le stesse dell'anteguerra e sono quelle che sostanzialmente erano permesse, facevano parte appunto delle pratiche ammesse dal sistema politico vigente, cioè da quella forma di democrazia liberale che era stato il frutto soprattutto dell'età giolittiana. Quindi si organizzavano manifestazioni, cortei, c'era una forte appunto conflittualità nei luoghi di lavoro con l'organizzazione di scioperi, eccetera, e poi soprattutto c'erano le campagne elettorali e quindi si puntava a ottenere il miglior risultato possibile e a mandare più rappresentanti possibili in Parlamento. Ovviamente in quel dopoguerra tutto questo è accompagnato da toni molto più accesi, da manifestazioni molto più partecipate, incidenti violenti molto più frequenti, scioperi molto più duri, però alla fine non c'è mai uno sbocco che rompa gli equilibri del sistema politico di una democrazia liberale per avviarsi verso una forma di vera e propria di rivoluzione. Ecco, a parte questo, ovviamente tra il movimento socialista, il partito socialista, o meglio, usiamo pure il termine tra i rossi, perché a quel punto arrivano anche i comunisti, quindi per indicare assieme socialisti e comunisti diciamo che tra i rossi e il fascismo c'è un'evidente incompatibilità. Questo in qualche modo mette a riparo gli antifascisti, socialisti e comunisti, da quella lunga vicenda di sottovalutazioni, complicità, connivenze che invece segna larga parte del mondo liberale democratico, anche in quelle figure che poi col tempo diventeranno antifasciste. Quindi è evidente che lo scontro c'è fin dall'inizio. Ma alla fine praticamente il Partito Socialista, ciò a parte mantenere, come è stato ricordato, un certo controllo dei quartieri popolari della città, alla fine il Partito Socialista punta tutto sulla
sulle elezioni, quindi sul mandare in Parlamento un maggior numero di rappresentanti. E questo è quello che i comunisti, sempre molto polemici verso i loro ex compagni, gli rimproveranno, faranno dell'ironia sul fatto di questi socialisti che speravano, mandando qualche parlamentare in più, di fermare la violenza squadrista, e invece, nonostante il numero di parlamentari siano aumentati, continuano a venire picchiati dai fascisti, anzi questo avviene sempre di più. Quindi, come dire, i comunisti hanno un buon gioco a ironizzare su questo. Il problema è che poi a loro volta i comunisti si troveranno in uno stato di impotenza non molto diverso. E allora parliamo del Partito Comunista. Naturalmente c'è stata nel gennaio del 21 la scissione a Livorno, una scissione che a Venezia non ha avuto un particolare successo. Sapete che se a livello nazionale circa il 35% dei rappresentanti del Partito Socialista abbandonano il partito e fondano il Partito Comunista, la percentuale a Venezia è circa la metà. D'altra parte si può anche dire che nelle prime elezioni in cui il Partito Comunista può partecipare, le elezioni politiche del maggio 1921, in città i comunisti prendono poco meno di 1 migliaio di voti, mentre i socialisti ne prendono più di 12.000. Quindi veramente, dal punto di vista numerico, la scissione comunista a Venezia si può dire che sia poca cosa. Il punto è che però invece i militanti comunisti, per quanto pochi, sono estremamente combattivi, rumorosi, sanno farsi sentire, sono molto attivi, anche perché, va ricordato, è un partito molto giovane, cioè sono soprattutto i giovani che dal PSI se ne escono per fondare il Partito Comunista. Questo vale ovunque, vale anche a Venezia, col risultato che, voglio dire, c'è una forma di militanza molto più attiva, una maggior predisposizione anche, diciamolo chiaramente, a menare le mani se serve, e in quel dopoguerra ovviamente serviva spesso. Ecco, quindi sì, e va detto l'altra cosa, che questa maggior carica polemica e questa maggiore aggressività dei comunisti in verità è rivolta soprattutto verso il Partito Socialista, molto più che non verso il movimento fascista, che proprio in quello stesso periodo viene affermandosi. L'altra cosa che distingue i comunisti dai socialisti in questa fase è la presenza molto più forte di un richiamo alla violenza politica, ovviamente come risposta alla violenza fascista. Posizioni di questo tipo c'erano anche all'interno del Partito Socialista, ma controbilanciate da altre posizioni invece che puntavano alla non violenza, per usare un termine anche questo un po' anacronistico, ma insomma, per capirci. All'interno del Partito Comunista invece questo richiamo a rispondere alla violenza politica con la violenza, occhio per occhio, dente per dente, è molto forte. Dopodiché, anche qui in pratica, viene applicato solo in parte, ovviamente anche per problemi oggettivi. I comunisti erano pochi e soprattutto l'uso della violenza politica comunista trovava un ostacolo nella forza pubblica e nelle pubbliche autorità molto più forte di quello che non l'uso della violenza da parte dei fascisti. Per quanto l'atteggiamento della forza pubblica e delle autorità fosse spesso ondivago, sicuramente era più tollerante nei confronti delle squadre fasciste che non di quelle comuniste, perché possiamo parlare di squadre comuniste perché spesso la stampa del Partito Comunista invoca una vera e propria creazione di squadre comuniste che avviene solo in parte. Certo, c'è una difesa, ci sono degli episodi di reazione armata e di difesa armata da parte del movimento operaio in maniera abbastanza indistinta, bisogna dire, tra socialisti e comunisti. Per esempio la difesa della Casa del Popolo, che come è già stato ricordato, la Casa del Popolo qui al Malcantona, sull'attuale Rio Nuovo, era l'obiettivo principale delle squadre fasciste, e vengono create quindi delle squadre armate, messi dei sacchi di sabbia alla finestra e fatte queste ronde sul tetto della Casa del Popolo. Quindi ci sono delle forme di difesa armata e ci sono poi molti episodi di risposta violenta, soprattutto in occasione, risposta violenta alla violenza fascista da parte del movimento operaio, soprattutto in occasione delle manifestazioni e soprattutto in occasione dei tentativi delle camicie nere di invadere simbolicamente i quartieri rossi della città, dove i quartieri proletari in cui il movimento operaio era più radicato, quindi via Garibaldi a Castello, Santa Margherita dove ci troviamo e alcune zone di Cannareggio. In quel caso succede spesso che c'è una reazione e ci sono dei morti anche da parte fascista, anche colpiti da armi da fuoco. Questo però non corrisponde effettivamente a ciò che ci sarebbe aspettato leggendo la stampa comunista e le promesse di una reazione violenta da quella parte. Ecco, va anche ricordato che l'unico
forse vero movimento organizzato che tenta una risposta armata allo squadrismo fascista, gli Arditi del Popolo, è un movimento diciamo che non corrisponde, non legato direttamente ai partiti. Il movimento degli Arditi del Popolo, che raggiunge il suo culmine nell'estate del 21, anche in Veneto si calcolano qualche centinaio di militanti organizzati, anche a Venezia città, ma soprattutto in terraferma, fra Mestre e la Riviera del Brenta ci sono gli episodi più clamorosi, anche con scontri armati e qualche morto da entrambe le parti. Ecco, agli Arditi del Popolo partecipano socialisti, comunisti, anarchici, repubblicani, dove ce ne sono, eccetera. Quindi la cosa, dal nostro punto di vista, interessante è che però vengono presto sconfessati sia dal Partito Socialista che dal Partito Comunista, per motivi diversi. Il Partito Socialista li sconfessa perché è impegnato in quell'assolutamente illusorio processo di pacificazione fra socialisti e fascisti che è già stato citato. Il Partito Comunista, che invece di pacificazione non vuole sentir parlare, e però rinnega gli Arditi del Popolo perché non sono un'organizzazione di partito, cioè il Partito Comunista, che ha un'organizzazione gerarchica ferrea di tipo paramilitare dei suoi militanti, appunto, non può ammettere che i propri militanti partecipino a formazioni che non sono dirette emanazioni del partito, tantomeno che ci partecipino assieme a esponenti di partiti che il Partito Comunista considera traditori del proletariato, come i socialisti. Quindi anche il Partito Comunista presto in qualche modo rinnega l'esperienza, si dissocia dall'esperienza degli Arditi del Popolo. Ecco, quindi tornando appunto all'atteggiamento dei comunisti, certo appunto una maggior combattività, però numeri ridotti e alla fine prima della marcia su Roma una capacità d'azione abbastanza limitata anche rispetto al Partito Socialista. Semplificando molto si può dire che la situazione cambia radicalmente con la marcia su Roma e con il passaggio alla clandestinità. È a quel punto che il Partito Comunista in qualche modo dimostra di avere una marcia in più, proprio perché questa sua organizzazione ferrea, gerarchica, riesce a organizzarsi molto meglio in clandestinità rispetto agli altri partiti. Anche perché, appunto, abbiamo detto, ha una forma di gerarchia di tipo militare, dei militanti giovani, disposti a una forma di militanza che quando c'è il passaggio alla clandestinità, implicava la disponibilità a rinunciare a qualsiasi aspetto della vita anche personale e privata in nome di questa militanza clandestina. E poi ovviamente c'era il richiamo a un movimento internazionale, appunto l'Internazionale Comunista di Mosca, con tutte le sue esperienze e anche le sue pratiche di cospirazione clandestina, perché ovviamente c'era tutta l'esperienza della rivoluzione bolscevica, eccetera. Ecco, quindi per quanto lo stesso movimento comunista sia presto investito naturalmente dalla repressione, quindi le file dei militanti, il numero dei militanti si riducano moltissimo, eppure dimostra una capacità di resistenza e di reazione molto maggiore degli altri partiti. Quindi la piccola minoranza che i comunisti erano nella sinistra, anche veneziana, prima della marcia su Roma, diventa poi nella clandestinità il fatto che i comunisti sono la vera spina nel fianco del regime. Tutte le statistiche, sia a Venezia che altrove, dimostrano che i comunisti sono la maggior parte dei condannati all'esilio, al confino, dei processati al tribunale speciale, eccetera, e anche a Venezia, nelle periodiche relazioni del prefetto, diventa quasi un cliché ripetere che i partiti antifascisti sono sostanzialmente scoraggiati, sostanzialmente si sono ritirati a vita privata, salvo i comunisti che per quanto pochi sono irriducibili, finché non li si mette in galera continuano a cospirare. Questo diventa appunto un luogo comune delle relazioni dei prefetti. Ecco, cercando di essere sintetici, anche se la questione non è semplicissima, va aggiunto qualcosa sulla particolarità dell'antifascismo comunista. Credo si possa dire che l'anticomunismo era centrale per i fascisti molto di più di quanto l'antifascismo fosse centrale per i comunisti. Mi spiego meglio. I comunisti non sarebbero certo definiti antifascisti, sarebbero definiti antiborghesi, cioè per loro l'oppressione borghese andava abbattuta comunque, che fosse una democrazia liberale, che fosse la dittatura fascista, persino che fosse la socialdemocrazia, cioè quello che loro immaginavano che i socialisti avrebbero fatto una volta al potere, andava comunque abbattuta. Quindi poco cambiava che ci fosse una democrazia o che ci fosse una dittatura. Non era questo, almeno sulla carta, che interessava ai comunisti. Quindi la difesa della democrazia, che era per i comunisti democrazia borghese, non era la priorità.
Ecco, per quanto riguarda gli altri movimenti, sui cattolici immagino che dirà qualcosa Giovanni Vian nel suo intervento di domani mattina, però forse è il caso di aggiungere qualcosa. Nel movimento cattolico, in particolare nel Partito Popolare, nato nel 19, che era l'espressione politica di quel movimento, esistevano veramente posizioni molto divergenti tra loro. Basta ricordare che nel momento del grande scontro sociale del dopoguerra convivevano in quel partito proprietari terrieri, banchieri cattolici, ma nello stesso tempo quegli organizzatori delle leghe socialiste i cui contadini andavano a mettere a ferro e fuoco le ville padronali per ottenere contratti agrari più favorevoli. Quindi c'era veramente di tutto. Il punto di equilibrio, e così anche di fronte al fascismo. C'era chi voleva un'alleanza aperta col fascismo in funzione antisocialista, ma c'erano anche delle posizioni che invece volevano rompere il tabù, allearsi con i socialisti in funzione antifascista. Quindi posizioni veramente molto, molto diverse tra loro. Poi la sintesi, se così si può dire, veniva trovata nell'obbedienza alle gerarchie ecclesiastiche, che naturalmente smorzavano le posizioni estremiste, e così anche di fronte al fascismo, dopo qualche tempo le gerarchie ecclesiastiche inviteranno i militanti ad abbandonare la politica attiva. Nel momento in cui viene instaurato, in cui il fascismo prende il potere, appunto, l'indicazione è di abbandonare la politica attiva e trasferire la militanza di questi militanti cattolici dal piano politico al piano spirituale, religioso, oppure ad un ritorno alla vita privata, alla famiglia. E poi, sempre proseguendo con uno schema molto rapido, c'è la questione della democrazia sociale, che è già stata accennata. Credo che vada spiegato un attimo cos'è la democrazia sociale, perché non è così immediatamente incasellabile nelle nostre appunto schemi politici correnti. Soprattutto è la dimostrazione di come il dualismo fascismo-antifascismo sia spesso inadeguato a spiegare molte posizioni di quella fase politica. La democrazia sociale sostanzialmente riprendeva la tradizione di un patriottismo democratico che partiva dal Risorgimento, arrivava all'interventismo democratico e al fenomeno del combattentismo, ma ripreso in chiave democratica. Questa posizione in verità accomunava una galassia di movimenti diversi, e in quella fase anche il fascismo delle origini, tant'è vero che nella democrazia sociale convivono per qualche tempo i futuri leader del fascismo veneziano, come i principali, come Pietro Marsic e Giovanni Giuriati, e futuri leader antifascisti come Silvio Trentin. Ecco, uno storico come Francesco Piva ha addirittura detto che alla sua nascita il fascio veneziano era solo una sorta di appendice della democrazia sociale, perché in qualche modo la democrazia sociale era il soggetto principale. Infatti sarà la lista della democrazia sociale, come già ricordato, a essere votata, a essere presentata alle elezioni del 1919, e Silvio Trentin, futuro esponente dell'antifascismo, viene eletto coi voti, anche coi voti fascisti. Si dice spesso che fu una sconfitta quella per la democrazia sociale. È vero, nel senso che se lo scopo era di opporsi ai socialisti, i socialisti prendono il 50% dei voti, la democrazia sociale prende il 17%, è una sconfitta. Se però consideriamo che la democrazia sociale è il secondo partito e prende più voti del Partito Popolare, prendere più voti del Partito Popolare nel Veneto del 1919 francamente non è un risultato da poco. Anche se va ricordato che a Venezia il Partito Popolare prende in percentuale metà dei voti che prende nel resto del Veneto. Comunque dopo quelle elezioni in qualche modo il fenomeno, la fortuna della democrazia sociale comincia a declinare, anche perché i fascisti cominciano a marciare con le loro gambe e abbandonano la democrazia sociale. Quelli che restano c'è una divisione fra fascisti e filofascisti, diciamo antifascistiche, ma alla fine prevalgono le posizioni antifasciste rappresentate da Silvio Trentin. Silvio Trentin, che naturalmente anche lui aveva originariamente aderito nel 1919 al movimento fascista, per distaccarsene poi sicuramente all'altezza delle elezioni del 1921 e soprattutto dopo la presa la conquista del potere da parte fascista, la marcia su Roma, e in seguito naturalmente diventerà un antifascista convinto e sarà nel 1926 tra i primi a prendere la via dell'esilio. Ecco, sì. Aggiungo solo brevemente una cosa, perché è già stata in qualche modo preannunciata da Giulia, cioè l'elezione del 1924.
si collocano in questa fase veramente particolare che va dal 1922 al 1926, in cui particolare perché i partiti antifascisti non sono fuori legge, tanto è vero che possono presentarsi alle elezioni, ma non possono fare in questo caso campagna elettorale, perché la combinazione fra violenza squadrista e della milizia fascista, repressione poliziesca, azione della magistratura gli impedisce, e quindi anche in quell'occasione, anche per le elezioni del 24, pur presentandosi legalmente ovviamente alle elezioni, sostanzialmente non possono fare campagna elettorale. I comunisti trionfano perché sono riusciti a fare un comizio volante, come li chiamavano, cioè un oratore comunista, Vittorio Flecchia, senza nessun tipo di preavviso è salito sul pozzo di Campo San Giacomo dell'Orio e sotto una pioggia scrosciante ha fatto un'orazione ai passanti. Questo ovviamente, che dubitiamo possa aver spostato molti voti, ma è comunque una dimostrazione di vitalità non da poco, infatti è considerato un trionfo in quella situazione. Per concludere, quello che succede però è che a quelle elezioni i partiti della diaspora socialista, che sono diventati nel frattempo 3, perché oltre ai socialisti e ai comunisti è nato il Partito Socialista Unitario, sapete che il PSI ha 2 scissioni in 2 anni e quindi i partiti sono diventati 3, però messi assieme conquistano il 40% dei voti, quindi alla fine, nonostante i 3 anni terribili da cui vengono, con la presa del potere fascista, le violenze, l'impossibilità di fare propaganda, perdono solo il 10% dei voti rispetto a 3 anni prima, e soprattutto la cosa significativa che il listone fascista, che a livello nazionale dilaga prendendo il 65% dei voti, a Venezia città si ferma al 35%, quindi la situazione paradossale che dopo 2 anni di fascismo a Venezia i partiti della sinistra ancora superano il partito fascista. Mi fermo qui, ma insomma, grazie. Quindi ringraziamo Giovanni Sbordone che ha mostrato questo quadro di un antifascismo ancora in via di definizione, per certi versi avant la lettre, in cui le forze che si oppongono al fascismo lo fanno anche per motivi diversi, prevale l'elemento antiborghese che accomuna socialisti e il nascente o neonato Partito Comunista, certamente invece dall'altra parte la dimensione dell'anticomunismo è ben spiccata, ci sono momenti di ripetuta tensione, momenti di scontro, però questo mondo che così contrasta il fascismo e il suo consolidamento, come abbiamo sentito, fino alla fine, finché c'è spazio e anche oltre gli spazi consentiti dal contesto anche istituzionale, mostra una notevole vitalità. E prima ancora c'è questo elemento invece originario di intrecci complessi e inediti e poi così rapidamente superati tra fasci di combattimento, democrazia sociale, questo mondo in ebollizione che è stato interventista e che esce dalla guerra, cioè il fascio veneziano, che è un insieme di forze che poi gradualmente però si definiscono come contrapposte e che nella componente antifascista mostrano a lungo una notevole vitalità, soprattutto nell'elemento socialista che ha a Venezia una sua importante tradizione. Prima di passare a una fase cronologicamente successiva di consolidamento del fascismo e poi di costruzione del regime, potremmo lasciare spazio, richiamando Stefano Galanti qui al tavolo, a eventuali domande. Raccogliamo 2 o 3 domande dal pubblico, io vi porto il microfono e poi vediamo quali degli oratori sono chiamati in causa per delle brevi risposte. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Grazie, se vuol dire il suo nome e porre la domanda. Sono Filippo Cusumano. Volevo chiedere, ho sentito parlare molto di questi episodi di violenza e
mi risultava che rispetto a questi episodi di violenza ci fosse la quasi connivenza delle forze dell'ordine. Però mi domando, la magistratura non è mai intervenuta? Cioè ci sono stati dei morti, ci sono stati degli episodi eclatanti, e la mia domanda è, e la curiosità deriva anche dalla lettura del libro di Cazzullo, Mussolini, il capobanda. La domanda è: possibile che la magistratura sia rimasta inerte rispetto a situazioni di questo genere? Grazie. E grazie per le cose che avete narrato e il quadro con i vostri interventi, Cristiano Gasparetto. Chiarisce una fase, un periodo molto complesso. Inizialmente, non so chi di voi l'abbia detto, è il periodo di grandi trasformazioni territoriali della città. Quindi Venezia città d'acqua e Venezia terrafermiera, in quel periodo cominciano il loro percorso di trasformazione fisica. In questi contrasti che voi avete narrato, non ho trovato la traccia dei contenuti, al di là delle ideologie, rispetto alle programmi di trasformazioni e di governo delle trasformazioni. Io penso che questo sia determinante, perché questo permette di collocare un quadro ricostruttivo storico anche rispetto alle trasformazioni attuali che in contesti diversi muovono forze. Non dimentichiamo che in quel periodo nasce Porto Marghera, c'è la questione di Volpi e quindi ci sono le fabbriche alla Giudecca, e quindi mi riferisco a fatti molto importanti di cui purtroppo in questo momento non ho sentito parlare. Grazie. Un'ultima domanda prima di passare ai relatori, se c'è ovviamente. Altrimenti sentiamo chi vuole prendere la parola su questi due punti. Sì, allora, per quanto riguarda la magistratura, in realtà diciamo, il quadro nazionale è stato tratteggiato ormai da molto tempo ed è un quadro di convivenza delle forze dell'ordine e della magistratura sul quale diciamo, si sta ancora lavorando. Penso a un volume recente di Giancarlo Scarpari, ma anche a un volume di Giovanni Focardi sulla magistratura veneta. Nella fattispecie delle violenze di cui abbiamo parlato, per esempio, la magistratura interviene con lo scioglimento molto tardivo dei Cavalieri della Morte nell'estate del 1920, però diciamo proprio sull'incrocio tra il lavoro della magistratura e le violenze fasciste ci sarebbe molto lavoro da fare. Io appunto ho scritto ormai più di 20 anni fa questo libro sulle origini del fascismo, in cui non ho usato particolarmente le fonti giudiziarie che all'epoca non sembravano in qualche modo visibili e raggiungibili. Gli studi più recenti sulle origini del fascismo cominciano a fare uso di queste fonti che diciamo si rivelano di una grande ricchezza per quanto riguarda il materiale conservato, cioè che permettono diciamo di leggere più da vicino anche la struttura delle squadre fasciste, ma anche la guerra dei simboli e degli oggetti eccetera, ma che di fatto non trasformano il quadro. Il quadro è un quadro in cui il fascismo e lo squadrismo è letto come diciamo una forza d'ordine a prescindere dallo sviluppo eversivo della sua azione, e quindi da questo punto di vista non viene colpito e non viene diciamo messo nelle condizioni di non
agire. Molto differente, appunto, come abbiamo visto, la situazione per quanto riguarda il movimento socialista e comunista, cioè questo si vede per esempio molto chiaramente nel possesso delle armi. I fascisti potevano liberamente avere accesso alle armi e diciamo utilizzarle, laddove per quanto riguarda i comunisti e i socialisti il deposito d'armi era un elemento, diciamo, fondamentale per bloccarne l'azione, perseguirli dal punto di vista giudiziario, eccetera eccetera. E quindi, diciamo, la disparità delle forze anche rispetto all'utilizzo della violenza è dovuta da una disparità, diciamo, strutturale che diciamo, prescinde qualsiasi altra considerazione. Per quanto riguarda la domanda di Cristiano Gasparetto, bisogna avere un po' di pazienza, nel senso che il resto del convegno spero che darà delle risposte anche su questo piano, anche se purtroppo devo annunciare o anticipare che l'intervento di Martina Massaro, che era stato pensato, che è una storica dell'architettura e che era stato pensato anche proprio per ragionare su questi aspetti in maniera specifica, purtroppo è venuto non ci sarà, ma spero che diversi spunti verranno già nel secondo pomeriggio e dagli altri interventi nel corso del convegno. Sì, aggiungerei solo una cosa, anch'io confidavo appunto sulle relazioni domani per le trasformazioni urbane, però si può dire una cosa per quanto riguarda la nascita di Porto Marghera, che naturalmente è un evento fondamentale, ma che ha effetti molto lenti, nel senso che sappiamo formalmente Porto Marghera nasce nel 1917 in piena Grande Guerra. In verità, per una serie di motivi, il decollo industriale di Porto Marghera è solo nella seconda metà degli anni '20, quindi è da quella data in poi che c'è un impatto fortissimo ovviamente sul mondo del lavoro veneziano, con tutto quello che ne consegue. Diciamo, Porto Marghera nasce a fascismo già insediato e consolidato. Altro discorso ovviamente per la Giudecca, dove la presenza di fabbriche invece era molto antecedente e che quindi già al momento dell'avvento del fascismo è un luogo fondamentale. C'è tutta una generazione di antifascisti, soprattutto comunisti, che esce dalla Giudecca, sia intesa come fabbriche, sia perché magari risiedevano alla Giudecca e andavano a lavorare in arsenale, eccetera. Quindi su questo esistono degli studi appunto su quel mondo. Parlavo prima dei comizi volanti, ci sono comizi nelle fabbriche, volanti nelle fabbriche della Giudecca, quindi la Giudecca è ben presente. Porto Marghera arriverà in qualche modo negli anni successivi. Se non ci sono altri interventi, possiamo fare una pausa di 10 minuti alle 5:05 e riprendiamo con le ultime due relazioni del pomeriggio. Grazie. Sì, no, ho avuto le prove, solo che finivo sempre sui 40 minuti. No, ma hai le cose più importanti da dire. Potevi riempire di dettagli certamente. Io ho cercato di... Su quello che succedeva dopo, l'esilio. Sarebbe interessante, bisognava filtrare negli anni, seconda metà di 20. Pensavo che cronologicamente ci si attenesse a... No, perché la tua l'unica relazione. No, un po' sì, ma già sugli anni 30 forse. No, ci vuole la Maria Teresa, diventare antifascista nel ventennio, dopo si passa dalla lista. Ah beh, c'è la Maria. Sì, in teoria aveva dovuto arrivare un po' dopo. Ci sta. Cercando di capire. No.
Vieni con i relatori, no? Sì, ma siete in due. Bene, cortesemente riprendiamo i lavori. Grazie. Allora io invito sul palco i due relatori, che appunto sono Luciano Segreto e Nadia Maria Filippini. Purtroppo, come ha anticipato Simon, la terza relatrice, che è Sheila Moroni, per motivi familiari non è con noi, ma speriamo che in qualche modo anche il suo contributo su Giovanni Giuriati, che è un'altra figura chiave, diciamo, della costruzione, della veicolazione, dell'affermazione del fascismo e della sua istituzionalizzazione, nel senso che oggi, adesso sentiremo probabilmente il personaggio chiave, prego professore, sì, che è Giovanni Volpi, e insomma. Quindi riprendiamo questa seconda sessione che appunto si interroga sul regime fascista tra anni 20 e 30 rispetto alla prima sessione. Come potete leggere, ci si interroga su figure biografiche, sulla biografia, cioè su personaggi chiave che hanno avuto un ruolo determinante, in questo caso nella costruzione poi del fascismo regime, fascismo istituzione, perché di questo, al di là degli esordi, si parla, cioè di come si trasforma un movimento eversivo, e dal movimento eversivo si diventa non solo il partito, ma si diventa lo Stato in qualche misura. Quindi io presento il primo relatore, che è Luciano Segreto, che ci parlerà di Giuseppe Volpi e Venezia. Luciano Segreto è professore all'Università di Firenze, è adjunct professor all'Università Bocconi di Milano, è autore di numerosi volumi, tra i quali L'economia mondiale dopo la guerra fredda, edita dal Mulino nel 2018, e I Feltrinelli, storia di una dinastia imprenditoriale, edita da Feltrinelli Editore nel 2011. Ecco, sentiremo adesso dal professor Segreto, ovviamente, l'uomo che ha avuto il ruolo, secondo me, più importante e ha avuto la memoria più importante nel senso di oblio della città. Che Giuseppe Volpi, credo che al di là del suo ruolo veneziano e nazionale, e oserei dire internazionale, è stato radicalmente rimosso dalla memoria collettiva della città, e quindi anche questo è un aspetto interessante che potrebbe essere un altro convegno che io, come dire, anzi mi presento, sono Marco Borghi, sono stato per diversi anni, diverso tempo, direttore dell'Iveser, adesso ho un ruolo istituzionale ma mi occupo ancora di storia, e potrebbe essere anche un altro filone che l'Istituto, tempi successivi, potrebbe iniziare a coltivare, cioè il dopo del fascismo, il mancato rinnovamento in alcuni casi delle classi dirigenti e la memoria di questo fascismo, di come si è più o meno radicata nella città. Quindi io lascio la parola al professor Segreto, ricordo 20-25 minuti, come sempre canonici. Grazie. 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 Mi sentite il microfono? Sì. Bene. Grazie molte per l'invito all'Istituto, a Giulio Albanese, che mi hanno voluto in questo sposo splendido, assolutamente. Io non immaginavo di dover parlare in un posto come questo di Volpi. Qualcuno di voi, forse non, direi alcuni di voi, sanno che sto lavorando molti anni su Giuseppe Volpi, perché ho avuto la fortuna di
accedere alle carte di famiglia che sono sempre qui a Venezia, a San Beneto, a Palazzo San Beneto, e diciamo nel corso dell'anno prossimo spero di concludere la stesura del lavoro. Una biografia nuova, come sapete c'è una biografia che uscì oltre una quarantina d'anni fa, che scrisse l'ambasciatore Sergio Romano, come lui scrive, diciamo, con penna molto felice, ma non, diciamo, con l'atteggiamento e l'impegno che uno storico deve mettere per una ricerca di questo genere. Ma questo è solo un po' di, come dire, pubblicità, futura memoria. Parlerò di Volpi e il fascismo a Venezia, come giustamente è stato messo nel titolo, Volpi e Venezia, non Volpi e il fascismo a Venezia. Per capire il modo in cui Volpi ha interpretato il proprio ruolo durante il regime fascista a Venezia, occorre fare un passo indietro abbastanza lungo e direi piuttosto sorprendente. Volpi nei primi anni del Novecento, diciamo tra il 1900 e il 1906, Volpi è nato nel 1877, quindi nel 1900 ha 23 anni. Comincia una storia d'amore con una signora che si chiamava Claudia Calbo Crotta, sposata Bellati, separata da Bellati, un conte Bellati, cioè palazzo, conoscete sicuramente meglio di me. La signora ha 7 anni più di Volpi, quindi quando iniziano la relazione ha 30 anni, Volpi 23. Una storia, ci sono delle carte meravigliose che raccontano di questa storia d'amore passionale, e poi Volpi che si trasforma in una sorta di consigliere economico della signora. La storia finisce perché Volpi la finisce nel 1906, che è l'anno in cui Volpi si sposerà con Nerina Pisani di Firenze. Pisani era il più grande mercante d'arte fiorentino dell'epoca, morto da alcuni anni, ma comunque la famiglia continuò a essere la più importante collezionista privato a Firenze. Cosa c'entra questo con Volpi e il fascismo? C'entra perché come succede spesso in queste storie, diciamo, d'amore che finiscono male, all'amore subentra il rancore e poi la vendetta. Ed è quello che succede dal 1906 in poi, con una prima tappa del 1909, quando Volpi annuncia che ha l'intenzione di candidarsi alle elezioni politiche in un collegio molto famoso qui in Veneto, il collegio di Oderzo, famoso perché era il collegio storico di Luigi Luzzatti. Quindi sarebbe stato qualche cosa di, direi, abbastanza nuovo e per certi versi sconvolgente. Probabilmente io non sarei qui a parlare oggi se Volpi fosse diventato un uomo politico, perché avrebbe avuto una vita completamente diversa da quella che ha avuto. Quindi al momento in cui viene presentata questa ipotesi, solo ipotesi di candidatura, a cui Volpi ha dato il suo assenso, cominciano a uscire degli articoli su di lui che vanno a colpire questa dimensione privata. Ci sono dei richiami a questa storia che ha fatto scalpore in città, o comunque viene fatta riemergere. Evidentemente la signora che ha passato informazioni ai giornalisti. La cosa apparentemente finisce lì fino al 1912, e qui la cosa diventa un po' più importante. Il 1912 è il primo anno, Volpi ormai è grandicello, nel 77, quindi ha 35 anni,
è il primo momento in cui Volpi diventa un uomo pubblico in Italia. Fino a quel momento non era conosciuto come uomo pubblico, perché era un uomo d'affari, che quindi era conosciuto nel suo mondo veneziano e milanese e in parte romano, ma legato alle sue iniziative come imprenditore, che organizzò la penetrazione in Montenegro e la sua attività di industriale con la nascita della SADE proprio nel 1906. Ma personaggio pubblico a Venezia non era, assolutamente, non era un uomo conosciuto, se non attraverso quelle cose che erano apparse sui giornali nel 1909. Nel 12 invece è diventato un personaggio pubblico perché è, insieme ad altri due rappresentanti non ufficiali del governo italiano, uno è un ministro, uno un ex ministro, anzi scusate, uno membro della Corte dei Conti e l'altro è un professore universitario, sono la delegazione informale del governo italiano per trattare la pace con la Turchia, per la guerra di Turchia del 1911-12. L'accordo viene raggiunto in Svizzera, a Ouchy, vicino periferia di Losanna, e Volpi diventa improvvisamente un uomo pubblico, perché arriva a Milano, il treno viene fermato a stazione, grandi festeggiamenti, portato in trionfo lui come l'artefice vero di questo trattato di pace. E qui si scatena ovviamente una nuova fase della battaglia, diciamo, pubblica, se vogliamo, su Volpi. Gli ambienti socialisti a livello nazionale criticano l'accordo perché dicono che è un accordo che fa gli interessi della banca commerciale. Volpi è un uomo vicino alla banca commerciale. Il segretario di questa commissione è il figlio dell'amministratore delegato della banca commerciale. Quindi i giornali del Partito Socialista a livello nazionale pompano questa cosa, queste critiche evidenti su questo connubio, diciamo, fra interessi privati e interessi pubblici. La stessa cosa avviene a Venezia con il giornale Secolo Nuovo e il suo direttore che si chiama Elia Musatti, che anch'egli mette in evidenza questi aspetti che sono richiamati dai giornali nazionali, ma in più aggiunge nuovamente la questione privata di Volpi. Quindi si mescolano nuovamente questi giudizi sulla moralità, negli articoli si parla di moralità di Volpi, con le questioni invece più recenti legate alla sua attività come rappresentante non ufficiale ma determinante del governo italiano per le trattative di pace con la Turchia. A quel punto Volpi querela Musatti e qui si entra in una dimensione giudiziaria. Nel 1912 è stata approvata una norma, una legge, che consente di creare un cosiddetto giurì d'onore nelle situazioni in cui non è possibile trovare un accordo extragiudiziale in caso di querela. Ed è quello che avviene. Volpi querela e chiede a quel punto, sulla base dei suoi rappresentanti legali, il suo legale è quello di cui avrebbe potuto parlarci Sheila Moroni, cioè Giovanni Giurati, suo avvocato personale nella vicenda. Questo giurì d'onore è composto da 4 rappresentanti eletti, nominati 2 per ciascuno dalle 2 parti. Volpi sceglie un generale, Garioni, e un avvocato, Orrei, mentre il direttore del Secolo Nuovo è rappresentato in questo giurì d'onore da Prampolini e Barzilai, 2 personaggi di primissimo piano del Partito Socialista a livello nazionale. E il presidente è Nathan. Nathan era in quel momento il sindaco di Roma, quindi capite già il livello a cui si pone la questione. Facciamola breve a questo punto. Il giurì d'onore dà completamente ragione a Volpi e lo scagiona delle accuse cito, di aver tenuto una condotta scorretta nella sua vita intima, giovanile, al punto da aver tratto personali vantaggi, aver subordinato interessi pubblici del paese, interessi bancari e industriali, l'esercizio del suo ufficio di delegato italiano per la conclusione delle trattative.
Allora, cosa c'entra tutto questo col fascismo, che è lontano 10 anni? C'entra perché Volpi, per la prima volta, diventando personaggio pubblico, vuole assolutamente che la sua immagine sia, come dire, limpida, che non abbia possibilità di essere messa in dubbio da questioni che possono infangare la sua immagine, appunto. È un personaggio che si sta creando in questo momento, in questa fase, negli anni 10, negli anni 20, negli anni di guerra arriverà a Porto Marghera, che sarà un altro trampolino di lancio per questa idea di personaggio pubblico in un palcoscenico straordinario che è Venezia. Quindi in un palcoscenico come questo non puoi permetterti che qualcuno parli male di te, che infanghi in qualche modo la tua immagine. Nel 1919, anche questa è una cosa che non è nota, grazie a queste ricerche che l'ho potuta appurare, nel 1919 Volpi diventa il proprietario dell'agenzia Stefani, che è l'agenzia di stampa ufficiale, o quella che diventerà poi più tardi l'agenzia stampa del governo fascista. Volpi è il presidente, il maggiore azionista fino al 1926, dopo diventerà azionista di minoranza perché viene in qualche modo obbligato a cedere la maggioranza a persone vicino al partito fascista. Veniamo quindi agli anni veri e propri del fascismo, sapendo questo pregresso, sapendo che Volpi è il proprietario della più importante agenzia di stampa del paese. Volpi prende la tessera del Partito Nazionale Fascista quando è stato nominato già da un anno e mezzo, un poco più di 6 mesi circa, governatore di Libia. Non è in Italia. La tessera gli viene consegnata in una cerimonia ufficiale a Tripoli, su iniziativa del fascio locale, del Partito Nazionale Fascista di Tripoli. Nell'occasione Volpi fa un breve discorso nel quale ricorda di essere stato, insieme a giurati, uno dei fondatori dell'Alleanza Nazionale di Venezia, che fu importante proprio per le elezioni che avete citato prima, del 21, per bloccare la vittoria, diciamo, potenziale del Partito Socialista. Poi l'Alleanza Nazionale, giurati, si fuse dentro il Partito Nazionale Fascista. E nell'occasione le parole più importanti furono queste: esortò da una parte a combattere il male africano dell'avversario e dall'altra il male italiano dell'assenteismo e della critica. Direi non parole particolarmente entusiasmanti per uno che ha appena preso la tessera del partito fascista, non certamente di un fascista convinto, cosa che non è mai probabilmente stato. La tessera, vi dicevo, porta la data ufficiale, quando è rilasciata, del 27 luglio 1923, ma sempre su iniziativa del fascio di Tripoli venne richiesta e ottenuta di retrodattare la data al 26 gennaio 1922. Che successe quel giorno? Quel giorno Volpi, a bordo di una nave, guidò l'assalto a Misurata. Misurata era nella parte della Libia cirenaica che non era ancora controllata completamente dal governo italiano, che aveva occupato da diversi anni, una decina d'anni ormai, la Libia. Volpi volle essere a bordo di questa imbarcazione che attaccò dal mare la guarnigione libica, e questo dal punto di vista simbolico fu un'operazione molto importante per lui. Volpi infatti negli anni 90, quando aveva 15-16 anni, fece il concorso per entrare all'Accademia Navale di Livorno e venne bocciato.
e volle quindi, si prese questa piccola rivincita personale, facendo una specie di comandante, di ammiraglio di questa nave che assalì dal mare Misurata. Volpi quindi torna in Italia nel 1925, dopo 3 anni e più di governatorato in Libia. Dal 25 al 43 Volpi è stato prevalentemente a Roma. Non è un uomo che vive a Venezia, Volpi, nonostante quello che si pensi e si sia sempre pensato. È un uomo che veniva a Venezia, quando veniva il giovedì sera o il venerdì e ripartiva o la domenica sera o il lunedì mattina, e non tutte le settimane, perché aveva prima gli impegni dal 25 al 28 al Ministero, poi rimase a Roma per sviluppare le sue attività economiche, non tornò a Venezia se non per brevissimi periodi. Dal 1933 fino al 43 presidente della Confindustria, quindi con lo stabile della Confindustria all'epoca era di fronte a Palazzo Venezia, di fronte a dove c'era il governo di Mussolini. Veniva, dicevo, qualche volta a Venezia, con regolarità negli anni 30 sicuramente, forse già alla fine degli anni 20, nei weekend, questi sorte di lunghi weekend. La cosa ricorda, diciamo, il modo di operare di molti deputati, specialmente della Prima Repubblica, in parte anche della Seconda Repubblica, ma quelli di una volta avevano questo atteggiamento molto più, consono al loro ruolo, con una ricerca costante del dialogo con il territorio che li aveva eletti. Questo rapporto era un rapporto molto solido che si consolidava nel tempo, settimana dopo settimana. Potremmo dire la stessa cosa per certi versi di Volpi, che tornava a Venezia per cercare questo rapporto con il territorio, ma in realtà era il territorio che cercava lui e non lui il territorio, diversamente appunto dal deputato democristiano o di altri partiti della Prima Repubblica. Perché il territorio cercava Volpi? Ovviamente attraverso lettere, contatti personali, riunioni, perché era l'uomo che poteva fare qualche cosa. Le richieste erano le più disparate, dal risolvere un problema di carattere economico di un'impresa che aveva ottenuto un contratto dal comune o dalla provincia, o che lavorava per conto del fascio per alcune opere pubbliche in città, oppure erano istituzioni culturali di qualsiasi genere che chiedevano a Volpi un intervento, una mediazione per ottenere finanziamenti. Cioè era l'uomo che, raccoglieva tutte queste generi molto diverse, di istanze totalmente diverse, per far arrivare o risorse o risolvere qualche problema pratico. Sotto questo profilo, per certi versi, Volpi lavorava anche per se stesso, ma non per se stesso come interesse personale, ma per se stesso in quanto presidente della Biennale, prima del Museo Correr, e poi e già prima ancora dal 1928 membro della Procuratoria di San Marco, di cui era il primus inter pares fra i procuratori della Procuratoria di San Marco, e quindi aveva questo ruolo di collettore di risorse per la Procuratoria di San Marco, come pure per le altre istituzioni culturali di cui era presidente, e quindi era la massima autorità culturale, politico-culturale della città, ormai credo lo sappiamo. Da questo punto di vista la Biennale e soprattutto la Mostra Internazionale del Cinema, voluta da Volpi, non inventata da Volpi, ma sicuramente voluta da Volpi, che appoggiò la proposta che venne fatta dal direttore generale della Biennale, ma Volpi capì e guardò, perché aveva lo sguardo lungo, capì che cosa voleva dire aprire la città al cinema. Voleva dire ciò che lui fece effettivamente fino al 1938, non oltre,
creare almeno nel periodo della mostra una sorta di repubblica veneziana indipendente dal punto di vista politico e culturale, perché le scelte dei film che vennero proiettati in quegli anni fino al 1938 erano scelte assolutamente, come dire, prive di nessuna pressione di carattere politico volta a eliminare qualche film. Al contrario, Volpi, uomo proprio di cultura, ma soprattutto anche uomo economico, aveva rapporti diretti, personali con i massimi dirigenti delle major cinematografiche americane, con i vertici del cinema francese, tedesco, inglese, per parlare di quelli europei. E tutto questo lo canalizzava dentro una iniziativa che per lui in realtà era uno degli strumenti per la modernizzazione della città, modernizzazione di Venezia, dentro cui creava anche delle iniziative assolutamente modernissime. Era anche vicepresidente dal 1932 della Compagnia Internazionale des Wagons-Lits, forse visto il tipo di platea, l'avrete visti i vagoni della Wagon-Lits che ogni tanto arrivavano a Venezia, non so se arrivano ancora, questi bei vagoni blu che facevano il Parigi o Londra, Venezia, oppure andavano anche fino a Istanbul, il cosiddetto Orient Express. Volpi era diventato vicepresidente nei primissimi anni 30 e inventò quello che potrebbe oggi essere definito un pacchetto turistico, con viaggio, più biglietti per assistere alle proiezioni, più biglietti per assistere ai concerti della Biennale o andare a visitare ovviamente i padiglioni della Biennale. Quindi iniziative assolutamente, come dire, slegate dal punto di vista politico, culturale dal regime fascista, e anzi pur facendo, diciamo, i conti con una presenza che anche con la Coppa Mussolini, che era la coppa più importante per il miglior film, poi c'era la Coppa Volpi, le Coppe Volpi che ci sono ancora oggi, e per fortuna non c'è più la Coppa Mussolini, ma c'è la Coppa per il miglior film, ovviamente il Leone d'Oro, ma la Coppa Volpi esiste ancora oggi, sia al miglior attore e alla miglior attrice, e ha ormai 90 anni di vita quasi, no? Bene, allora, insieme a questo aspetto che dimostra questa sorta di tentativo di Volpi di come dire, creare per un periodo breve questa sorta di autonomia politico-culturale, una specie di isola democratica sarebbe troppo, ma certamente un'isola diversa rispetto all'Italia dell'epoca. E lo si vede sotto questo profilo anche in un'altra iniziativa, il Volpi Filantropo. Fuori e diversamente dalle organizzazioni ufficiali fasciste, Volpi organizzò dal 1935 una cucina popolare. 250 persone ogni giorno andavano a mangiare nel senso a ritirare del cibo a Palazzo San Benedetto. Questo su iniziativa personale, senza nessun coinvolgimento del regime, che aveva le sue forme di sostegno, diciamo, ma completamente diverse. E l'ultimo aspetto, diciamo, di questa, come dire, capacità di Volpi di essere diverso e di sentirsi una specie di padrone della città, ci riporta quasi un po' a conclusione su una nuova dimensione privata. Volpi, dicevo prima, si era sposato nel 1906, aveva avuto 2 figlie dal matrimonio con la Nerina Pisani. Nel 1932 aveva conosciuto una donna, che nel 1930, una donna francese, che nel 1938 gli avrebbe dato un nuovo figlio, Giovanni Volpi, quando la prima moglie era ancora vivente, era malata, un tumore da molti anni, morì solamente nel 1942, alla fine del 1942 Volpi sposò questa signora francese nel marzo del 1943. Giovanni Volpi era nato nel maggio del 1938, ma già da quando aveva 2 anni Volpi lo portava a passeggio in piazza San Marco. Come dire, io sono qualcuno che può fare delle cose che in questa società
non si possono fare, cioè in un regime, come dire, clericale, reazionario, conservatore dal punto di vista dei rapporti privati, rapporti uomo-donna, la famiglia al centro del messaggio politico e ideologico del regime, Volpi faceva come se tutto questo non lo toccasse, riguardasse tutti gli altri e non se stesso. Persona quindi assolutamente fuori dalle regole, perché è come se le regole a Venezia le facesse lui. In qualche modo questo è poi la cifra entro cui dobbiamo guardare al personaggio. L'ultimissima cosa proprio per chiudere. Ovviamente Volpi uomo navigato. Nel 1943 Mussolini sostanzialmente lo esautora dalla presidenza della Confindustria, perché Volpi era andato all'inizio di marzo del 1943, quando c'erano stati gli scioperi a Torino, alla FIA, grandi scioperi, i primi grandi scioperi da quasi 20 anni ormai, era andato, aveva voluto vedere di persona cosa stava succedendo ed era tornato a Roma molto, preoccupato per le prospettive di questo movimento di sciopero. E evidentemente nel contatto con Mussolini qualcosa non funzionò nella trasmissione di queste sue opinioni, tanto che Mussolini lo fece dimettere in sostanza. Siamo tra il 43 e poi che è l'8 settembre, Volpi viene arrestato alla fine di settembre a Roma, rimane per qualche giorno a Regina Coeli, poi viene portato in una clinica perché è molto malato e nello stesso tempo ha dato ordine però ai suoi collaboratori più importanti, Achille Gaggia qui a Venezia, di fare avere discretamente una somma piuttosto importante alla resistenza. Circa 18 milioni di lire vennero erogati fra il 43 e il 44, che furono per molti versi determinanti nel processo di assoluzione che interessò Volpi alla fine della guerra, cioè sia al CLN Veneto che poi il Tribunale a livello nazionale che indagava sugli possibili arricchimenti e sui vantaggi dei cosiddetti profittatori, come dice? Dei gerarchi, sì, profittatori del regime, uscì assolutamente pulito da questo genere di accuse, a conferma, diciamo, di questa sua, capacità. Io l'ho scritto un articolo, l'ho chiamato il grande mediatore. È un personaggio a cui piaceva piacere. Ha costruito tutta la sua carriera politica straordinaria per molti versi, facendo 1000 cose e tutte sostanzialmente riuscite. La cosa che cui più interessava però era questo giudizio dell'opinione pubblica. A Volpi piaceva piacere, forse anche un personaggio recente nella politica italiana lo ricorda. E questo direi forse è il tratto che meglio ci fa capire questa particolarità del personaggio anche durante il fascismo. Dicevo, non fascista, ma assolutamente ligio a tutte le regole, per cui quando era necessario si vestiva con la divisa in nero, col fez, quando era necessario il cappello ma come fosse quasi una grande rappresentazione teatrale. In un contesto come questo, in un palcoscenico straordinario come Venezia, per certi versi era ovvio e normale. Grazie. Grazie, sì, effettivamente la figura di Volpi è talmente densa, diciamo, di contenuti che merita, e speriamo che possa uscire presto anche questo volume, anche un approccio, chiamiamolo, pluridisciplinare. Allora, è evidente che i regimi si fondano se hanno dei sostenitori
che a loro volta utilizzano i regimi. È sempre un po' gioco delle parti, no? Parti importanti in questo caso. Volpi è forse l'esempio per la concentrazione di potere che aveva, come è stato appena sottolineato, e di potere economico, perché Porto Marghera in buona parte era di Volpi, o quasi, insomma, aveva interessi in tanti interessi. Quindi è evidente che le biografie come queste sono fondamentali per poi aiutarci a ricostruire, ma anche l'aspetto, come è stato sottolineato, del rapporto con la città è molto interessante, perché quella città che poi, come dicevo prima, non l'ha più ricordato in qualche modo, anche se la sua tomba è ai Frari. Quindi tanti spunti che saranno occasione di ripensamento e di riflessione. Allora passiamo al secondo e conclusivo intervento di questa sessione, che è della cara amica, se posso dire, Nadia Filippini, che molti di voi conoscono. Nadia ha insegnato storia delle donne presso questa università, Ca' Foscari, ha fatto parte del direttivo della Società Italiana delle Storiche, di cui è stata anche tra le socie fondatrici, e della redazione della rivista Genesis. Sui temi di cui ci parlerà oggi, quindi le biografie fasciste al femminile, ha pubblicato una biografia di Maria Pezzè Pascolato e proprio fresco, oltre a tante altre pubblicazioni, lavori eccellenti, ha recentemente pubblicato Mai più sole contro la violenza sessuale, una pagina storica del femminismo degli anni 70, edito da Viella, penso proprio fresco. Quindi lascio la parola a Nadia con la sua relazione Fasciste veneziane, leader nazionali. Anche qui c'è un'antinomia che è interessante un po' sui territori e sul centro e le periferie. Grazie. Grazie Marco, ringrazio anche Giulia Albanese per avermi invitato a questo importante convegno, che mi dà peraltro l'opportunità di ritornare su un filone di ricerca che ho avviato molti anni fa in occasione di quella grande fucina che ricordava prima Giulia, che è stata appunto che sono stati 2 volumi su 800 e 900 della Treccani. In quell'occasione, qui voglio ricordare anche un grande assente che è Mario Snenghi mi disse: guarda che però non ti devi occupare solo delle lavoratrici, delle sindacaliste, eccetera, che stanno nel tuo cuore, ti devi anche occupare in questo saggio delle donne borghesi, delle aristocratiche e anche delle fasciste. Ecco, e da lì è iniziato questo percorso mio di ricerca che mi ha portato a scoprire questo personaggio assolutamente dimenticato ma centrale, appunto, che è Maria Pezzè Pascolato, di cui parlo questa sera, assieme ad altre 2 figure di fasciste veneziane importanti, che sono Elisa Maier Rizzioli e ovviamente, come abbiamo detto prima, Margherita Grassini Sarfatti. Allora, il primo dato è questo: parliamo di 3 fasciste veneziane, anche se c'è da dire che Margherita Grassini si allontana da Venezia molto presto, ma con Venezia, sottolineo, continuerà a mantenere un rapporto non solo di frequentazione amicale, ma proprio anche di ruolo politico, soprattutto politica culturale alla Biennale. Dunque abbiamo 3 donne fasciste che sono negli anni 20 le più importanti dirigenti nazionali. Allora, questo ovviamente pone immediatamente una domanda che mi sono posta anche negli anni successivi e che sto riprendendo anche recentemente, anche per un altro convegno che si sta organizzando a Roma. Allora, è un caso questo, cioè è un caso che le 3 donne più importanti del fascismo degli anni 20 sono veneziane, oppure ha una sua motivazione? C'è una qualche ragione? È una domanda su cui ritornerò più avanti. Ma prima di tutto devo sottolineare la temporalità, cioè parliamo di fasciste, di leader fasciste degli anni 20, cioè della prima fase del fascismo, perché, come sottolineato da varie storiche e recentemente anche da Perry Wilson,
Negli anni 30 poi la situazione cambia decisamente, cambia la politica del regime nei confronti delle donne, cambia anche il ruolo delle donne fasciste all'interno del partito, quindi c'è una svolta decisiva. Ma intanto, dicevo, vediamo queste donne più da vicino e vediamo che ruolo hanno ricoperto a livello di dirigenza. E comincio con quella che forse meno nota a un pubblico più vasto, che è Elisa Maia Rizzioli. Elisa Maia Rizzioli, che recentemente è stata studiata, anche ripresa diciamo, e approfondita da Stefania Bartoloni, nasce a Venezia da una famiglia borghese, anche se lei vanta, come dire, discendenze nobili da parte di madre, che è una Marin. Ha un'ottima educazione, una buona educazione, è un'attiva interventista durante appunto la Prima Guerra Mondiale, ma lei è una di quelle che proprio tiene conferenze, scrive su questo e diventa crocerossina, svolge attività proprio di crocerossina al fronte, oltre che sui treni di guerra, e l'aveva già svolta, devo dire, anche sulla famosa nave Menfi durante la guerra di Libia. Quindi diciamo, ha veramente un ruolo molto importante in questo senso. Lei arriva al fascismo dall'irredentismo. Ora è vero che molte donne, come appunto ha sottolineato anche Vittoria De Grazia, arrivano al fascismo dall'interventismo, e soprattutto a Venezia per le ragioni che abbiamo sentito prima. Ma lei proprio è l'irredentista per antonomasia, perché è tra le fondatrici del Comitato Sorelle dei Legionari di Fiume e Dalmazia, che fonda appunto nel 20. È colei che per prima si attiva in una raccolta di fondi per sostenere l'impresa fiumana e che personalmente porta questi fondi ad Annunzio stesso proprio a Fiume, quindi ha modo di vedere proprio l'esperienza fiumana, di conoscere personalmente D'Annunzio, e quindi è proprio, diciamo, l'irredentista per antonomasia. È tra le prime che aderiscono al movimento fascista e tra le prime che prende la tessera appunto del fascismo. C'è da dire anche che lei partecipa alla marcia su Roma nel 22 con il ruolo proprio di crocerossina e quindi per questo riceve un particolare riconoscimento nel 24 che rappresenta davvero l'anno, come dire, di maggiore di acmè della sua ascesa politica, perché in quell'anno lei viene nominata come ispettrice generale dei fasci femminili, quindi a livello proprio nazionale, la prima. E con questa carica lei entra, peraltro, fatto molto raro, nel direttorio nazionale del partito fascista, una delle pochissime donne, forse l'unica. Bene, l'anno successivo, nel 25, lei fonda a proprie spese la rassegna femminile italiana, il bollettino dei fasci femminili, che voleva essere proprio guida e specchio dell'azione dei fasci femminili a livello nazionale, quindi ha un importante ruolo proprio anche di diffusione e diciamo, e di anche coordinamento di tutti i fasci femminili nazionali. Il suo grande successo durerà poco però, perché ovviamente Farinacci, preso in mano la segreteria del partito, scioglie immediatamente questo ispettorato e lei quindi perde questo ruolo, ma soprattutto anche fa chiudere la rassegna femminile italiana, perché già chiaramente si delinea una certa linea del partito in una direzione di subordinazione delle donne, anche delle donne del partito stesso. E con Turati lei riprende anche un incarico, ma un incarico di secondaria importanza come delegata del Consorzio Femminile Italiano per la valorizzazione dei prodotti nazionali. Riesce anche a riaprire, diciamo, il suo giornale, la rassegna femminile italiana a cui teneva tanto, ma assolutamente non con lo stesso ruolo. Maria Pezzè Pascolato, su cui appunto ho scritto questa monografia, è invece veramente la vera donna del fascismo veneziano. Vera donna nel senso che lei da Venezia non si è
mai voluta spostare, anche se a un certo punto Mussolini le offre un incarico appunto di ispettrice generale, diciamo a livello nazionale, ma lei non ha mai voluto muoversi da Venezia, anche se anche lei ricopre un importante incarico a livello nazionale che adesso vi dico. Ma quello che volevo prima dirvi è che lei arriva invece al fascismo dal nazionalismo, e qui va ricordato che suo padre era un liberale della destra, era un liberale appunto della destra, che era stato anche ministro per ben 2 legislature. Certamente però di Maria Pezzè Pascolato si deve dire che sarebbe sbagliato circoscrivere il suo profilo nell'ambito solo del fascismo, perché lei arriva al fascismo quando ormai è una donna molto matura, quando ha alle spalle una grandissima carriera e un grandissimo protagonismo sia sul versante del sociale, quello appunto dell'impegno sociale, sia su quello culturale. Sarebbe lungo elencare le sue numerosissime attività, ma ne richiamo alcune, tanto per farvi degli esempi che vi fanno capire lo spessore del personaggio. Lei era stata la fondatrice della Croce Azzurra a Venezia, un'istituzione molto importante, per cui riceve nel 1911 anche un premio a livello nazionale proprio. È tra le fondatrici della Mutualità Scolastica, insieme a Elisa Maia Rizzioli, di cui era amica e collaboratrice, anche questo è da sottolineare. Apre, credo, uno dei primi ricoveri per alcolisti d'Italia, oltre che essere stata direttrice dell'Istituto Professionale Femminile Vendramin Corner. Ma ancor più nota era a livello nazionale per, diciamo, il suo ruolo di intellettuale. Lei era poliglotta, diciamo conosceva almeno 5 lingue e come tale si afferma proprio in campo culturale come traduttrice dal danese di Andersen, dobbiamo a lei la traduzione delle novelle, traduce dall'inglese a vari autori, tra cui Carlyle, e fa conoscere a Venezia il pensiero di Ruskin, di cui traduce appunto Le pietre di Venezia, che molti di voi conosceranno, sono opera di una sua traduzione. Quindi uno spessore culturale importantissimo che la fa arrivare a essere una delle prime donne del consiglio direttivo dell'Ateneo e una delle prime docenti di Ca' Foscari come assistente di Antonio Fradeletto, quindi un personaggio davvero di grande rilevanza. Ma molto apprezzata era anche il suo impegno nel campo educativo, e lei è, come dire, l'autrice di una specie di bestseller del tempo che si intitolava Cose piane, libro per l'educazione delle giovinette, che conosce moltissime ristampe. Dunque, anche lei segue una traiettoria molto simile a quella appunto di Elisa Maia Rizzioli e fa parte di questo gruppo di interventiste che agisce a Venezia e che fonda la Pro Fiume Dalmazia, e subito dopo fondano appunto già nell'agosto del 20 il Fascio Femminile di Venezia, di cui diviene una delle protagoniste principali Cecilia Soranzo, la contessa Soranzo. Attenzione, perché qui le contesse hanno sempre questo ruolo, diciamo proprio di fondatrici o direttrici dei fasci femminili. E Soranzo, che peraltro Maria Pezzè Pascolato aveva conosciuto già molto tempo, perché aveva fatto parte della società di patronato e mutuo soccorso per le giovani operaie, fondata nel 1906 a Venezia. Allora, lei, dicevo, è una delle prime a iscriversi al fascismo, anche se rimane con un ruolo di secondaria importanza, ma nel 25, proprio con il fascio femminile, attua una delle sue più importanti e innovative fondazioni, che è la fondazione della Biblioteca per ragazzi, la prima biblioteca d'Italia per ragazzi, che diventa un po' il fiore all'occhiello del fascio femminile. Pensate che veniva visitata, c'era proprio, come dire, da tutti i personaggi più importanti che si occupavano di educazione, che venivano a Venezia per vedere questa innovativa e veramente molto importante biblioteca per ragazzi. Nel 1924 le viene assegnato un ruolo molto importante a livello nazionale, che è quella di
fa parte della commissione incaricata di selezionare i libri di testo in uso per le scuole, una commissione, delle scuole elementari in particolare, una commissione voluta da Giovanni Gentile, di cui fa parte Calamandrei, fanno parte Prezzolini e Lombardo Radice, di cui lei diventa addirittura la relatrice, cioè quella che stila la relazione finale, quindi vedete anche una carriera. E infine nel 27 diventa delegata provinciale dei fasci femminili di Venezia e nello stesso anno assomma un'altra carica altrettanto importante e piuttosto anomala nel panorama nazionale, che è quella di direttrice provinciale dell'Omni. Margherita Sarfatti è forse quella da voi più conosciuta, su di lei sono usciti moltissimi libri, a partire da quello di Canistraro e Sullivan, ma poi Simona Urso e molti altri, e quindi su di lei, diciamo, vado più rapidamente perché la conoscete. L'altra donna del Duce arriva al fascismo attraverso la stessa traiettoria di Mussolini, quindi dal socialismo interventista, e di Mussolini è stretta collaboratrice, oltre che amante, un aspetto su cui spesso i libri si soffermano di più. E oltre è una giornalista, anche lei donna di grandissima cultura, condivide con Pezzè Pascolato gli stessi maestri peraltro, che sono Molmenti e Fradeletto, giornalista, dicevo, di molti giornali, dall'Avanti alla Gazzetta di Venezia, ma soprattutto il Popolo d'Italia, e poi diventa direttrice della rivista Gerarchia, che è un giornale non di informazione ma proprio di cultura politica, quindi diciamo proprio con questo. Inoltre va sottolineato che è lei quella che inaugura, diciamo, il percorso della esaltazione di Mussolini come duce, come eroe della nazione, con la sua biografia Dux del 26. Ecco, diciamo che qualcuno ha scritto, ha contribuito alla costruzione dell'universo simbolico del regime, nel quale il mito di Mussolini è una componente essenziale. Quindi grande figura, diciamo, di intellettuale, critica d'arte. Basti pensare che nel 25, al primo congresso degli intellettuali fascisti a Bologna, lei è l'unica donna in mezzo a 250 intellettuali e 25 oratori maschi a tenere una relazione sull'arte e l'economia nazionale. Questo vi dà lo spessore e anche, come dire, la rilevanza della sua figura. E allora, come avete capito da questi pochi cenni che ho fatto, queste tre donne hanno in comune alcune caratteristiche di fondo. Sono donne di grandissima cultura, donne altoborghesi, qualcuna con aspirazione di discendenza aristocratica, donne che sanno scrivere, donne che padroneggiano la scrittura in vari ambiti della scrittura, donne che sanno parlare e tenere conferenze, cosa allora non così scontata. Sono donne estremamente indipendenti, intraprendenti e protagoniste, oggi diremmo delle leader. Donne emancipate, e certamente questo ha a che fare con la loro venezianità. Per tornare alla domanda iniziale, con la loro venezianità, perché non dobbiamo dimenticare, come hanno messo in luce molti studi di storiche in questi 20 anni e forse più, che Venezia rispetto ad altri contesti, ad altre realtà, era una città in cui le donne godevano non solo appunto di una particolare opportunità sul piano culturale, ma anche di un maggiore spazio di libertà e di azione e di presenza pubblica. Ecco. Ma la domanda a questo punto è un'altra. Che cosa rende queste tre donne particolarmente apprezzate da Mussolini? Perché queste tre donne hanno, ripeto, rapporti personali direttamente con il capo. Ecco, la prima risposta è che sono donne che hanno particolari meriti di guerra. Non solo perché interventiste, non solo perché propagandiste della guerra, ma perché proprio durante la guerra svolgono un ruolo importantissimo. Elisa Maia Rizzoli, abbiamo detto, era crocerossina al fronte e come crocerossina peraltro lei contrae una malattia, quindi era una specie di invalida di guerra, se così possiamo dire. Ma è
peraltro pluridecorata per la sua attività. Veramente, insomma, ha una medaglia di bronzo al valor militare, la croce di guerra, una medaglia poi di ricordo della terza armata di guerra, cioè è proprio una che si porta sul petto un sacco di medaglie. Maria Pezzè Pascolato invece fa parte della presidenza del Comitato di Difesa e Assistenza Civile durante la guerra, anzi ne è la vicepresidente, quindi con un ruolo di particolare rilevanza. E inoltre era colei che aveva fondato i laboratori femminili comunali, che svolgono un'azione importantissima durante la guerra, anche per dare lavoro alle donne. Ma soprattutto poi lei si distingue per aver diretto e coordinato la colonia dei profughi veneziani fuggiti da Venezia dopo Caporetto e rifugiati a Genova, circa 300 persone. E per questo lei riceve dal Comune di Venezia una medaglia d'oro, altro riconoscimento. E la terza, Margherita Sarfatti? Margherita Sarfatti ha un'altra tipologia di merito, perché lei rappresenta la madre patriottica per eccellenza, quella che offre il figlio alla patria, anche se questo figlio, Roberto, minorenne, aveva voluto arruolarsi dopo molte discussioni con i genitori. Ed era morto quasi subito e viene celebrato come uno dei più giovani eroi caduti della guerra in una grande cerimonia nel 21 in cui Mussolini stesso è presente. E lei diventa davvero icona di questo, icona della madre patriottica che offre alla patria il suo più grande sacrificio, cioè il suo unico figlio. Teniamo presente l'importanza di questo simbolico. Bene, ora dobbiamo dire e sottolineare questo. Abbiamo due donne pluridecorate e una donna che è madre appunto di un figlio caduto in guerra. Sono le tre categorie di persone che Mussolini riconosce come uniche degne di vera cittadinanza. Perché vera cittadinanza e perfino del voto, perché dobbiamo ricordare che nella legge proprio sul voto in cui viene concesso il voto amministrativo alle donne, una legge del 22 novembre del 25, che non fu mai però applicata proprio per l'entrata in vigore poi delle leggi fascistissime, ebbene vengono ammesse al voto, un voto evidentemente premiale, queste tre tipologie di donne. Ma oltre a questo c'è da dire anche altro, sempre ritornando al filone di che cosa le rendeva particolarmente meritorie agli occhi del fascismo. Erano anche donne che potevano drenare un forte consenso al regime, soprattutto appunto nel momento in cui il fascismo diventa regime, dopo il 25. E quindi perché? Perché erano leader, erano donne che godevano già di per sé di un consenso personale molto ampio, che avevano seguaci, che avevano una rete personale che avevano costruito negli anni precedenti. E soprattutto erano donne che potevano riconvertire l'esperienza, la grande esperienza organizzativa, direzionale che avevano raccolto e messo insieme, accumulato durante la guerra, potevano riconvertirla nella creazione del nuovo Stato fascista, portando al nuovo Stato fascista queste loro competenze di organizzazione, soprattutto sul piano appunto assistenziale. A questo punto potremmo girare la domanda nell'altro senso e chiederci invece il contrario, chiederci che cosa queste donne apprezzassero nel fascismo. Chiaramente questa domanda è una domanda molto più intrigante, che richiederebbe molto più tempo di quello che abbiamo a disposizione, ed è una domanda che mette in luce anche le differenze che esistevano tra queste donne. Sicuramente su questo, rispetto a questa questione, le donne hanno posizioni differenti, le tre donne. Elisa Maier Rizzoli proprio è una donna emancipata, è una donna che crede ancora nella rivoluzione fascista, che crede nel sogno, nel progetto di una
rivoluzione che comprende anche le donne e fa fatica a capire che non è così quando appunto le fanno chiudere la sua rassegna femminile italiana, quando nel 25 le viene perfino tolto questo incarico appunto di ispettrice nazionale. Lei fa fatica perché lei davvero viene da questa storia diversa. E sicuramente, diciamo, però hanno in comune anche un altro elemento, e l'elemento, diciamo, che è un elemento anche politico, una visione messianica che vede e crede nella figura del capo supremo, come dire, di quello che è e costruirà una nuova Italia. Hanno questa fiducia messianica, questo ce l'hanno tutte e tre, soprattutto la Pascolato, devo dire, e sono disposte per questo anche a chiudere un occhio ovviamente sulle violenze, sulla mancanza di democrazia, sull'erosione progressiva della democrazia e poi anche appunto sulle leggi fascistissime. Perché? Perché vedono in questo, e questo la Pascolato lo dice bene, un momento eccezionale di pericolo per la costruzione della nuova Italia, e in questo assimilano, pensate un po', Mussolini a Manin. C'è un discorso molto preciso che fa la Pezzè Pascolato e dice sì, va bene, ma anche Manin in un momento eccezionale, quando era in pericolo Venezia, ha preso i pieni poteri, come dire, ha dovuto gestire personalmente. Quindi comunque questa visione del capo, ecco. E poi condividono la traiettoria di molte donne, traiettoria che le porta dall'associazionismo femminile al cosiddetto femminismo latino, anche se, come Vittoria De Grazia scrive molto bene, ci si può chiedere che cosa davvero ci fosse di femminismo nel cosiddetto femminismo latino, perché questo era il termine, la formula che veniva usata. Di questo femminismo latino la Pezzè Pascolato è la vera teorizzatrice, è quella che proprio è l'ideologa del femminismo latino. E che cosa si intendeva per femminismo latino? Si intendeva, come lei ben scrive, una concezione essenzialista della differenza di genere che prevedeva per donne e uomini sfere di azione diverse, ma che si dichiarava moderna. Perché moderna? Perché non circoscriveva l'azione delle donne solo all'interno dell'ambito familiare, ma la estendeva nell'ambito anche pubblico, con un limite però molto preciso, e queste le differenzia, come dire, decisamente dalle altre femministe, dalle vere femministe. L'ambito pubblico, la presenza nell'ambito pubblico era limitata alla sola azione di educazione e assistenza, quindi donne attive sul piano pubblico sì, ma solo in questo campo. E a questo punto certo non può non suscitare stupore il fatto che loro siano le prime a non seguire questo modello, le prime a proporre per le donne il modello materno, la declinazione del modello materno in ambito pubblico, appunto sul fronte dell'assistenza e dell'educazione, ma loro questo modello non lo applicano nella loro vita, lo disattendono completamente. Basti pensare appunto a Margherita Sarfatti, che è moglie infedele, che vive una vita in piena autonomia. Basti pensare a Elisa Maier Rizzioli, che con il marito vive molto poco e lui stesso lo dichiara perché è troppo impegnata nelle sue varie attività sociali, e a Maria Pezzè Pascolato, la quale ancora di più ha abbandonato il marito in un paesino della Toscana e da questo marito non farà più ritorno per tutta la vita, però mantenendo ufficialmente il doppio cognome e quindi di moglie separata. Ma questo non fa che consolidare un aspetto importante da sottolineare, cioè il loro considerarsi appunto come figure egemoni, coloro che danno le regole, non che le rispettano. Le regole sono fatte per le altre donne, loro sono donne emancipate, ma non emancipatrici. Arrivo alle conclusioni per dire che cosa? Per dire che tutte e tre queste donne spariscono dalla scena politica negli anni 30, secondo appunto quella
quella svolta segnalata da più storiche. E non soltanto perché come Elisa Maia Rizzioli muoiono, perché Elisa Maia Rizzioli muore proprio nel 30, ma era già morta politicamente, come avete capito, molto prima. Spariscono perché c'è l'imporsi di una nuova politica a livello appunto a livello di partito fascista, che riconosce alle organizzazioni femminili un ruolo sempre più subordinato. Vengono private di qualsiasi autonomia e sottoposte a una rigida disciplina di partito. Ricordo che nel 29 perfino le piccole e le giovani italiane passano sotto il controllo del Ministero dell'Educazione Nazionale. E qui devo dire che perfino la Pezzè Pascolato, che delle tre era la più ubbidiente, ha un sussulto di ribellione e scrive personalmente a Mussolini protestando. Però questo non era che, come dire, l'esito di un itinerario iniziato già da prima. Ecco, l'esito di e quindi, diciamo, la politica del regime si definisce sempre più in termini di subordinazione e di una concezione della donna con una funzione materna, peraltro declinata nel senso più concreto e letterale del termine, come fattrice di cittadini e fattrice di soldati. Basti pensare appunto a quanto inizia poi con il discorso dell'ascensione, finalizzato appunto alle necessità delle mire espansionistiche del regime di creare, fare concretamente, mettere al mondo figli per la patria. Ecco. Dicevo che Elisa Maia Rizzuoli muore nel 30, la Pascolato muore nel 33, prima delle leggi razziali, e mi sono sempre chiesta che cosa avrebbe fatto a questo punto, lei che per molto tempo della sua vita si era battuta per invece un incontro delle varie religioni. Margherita Grassini Sarfatti, che era evidentemente, come avete capito, ebrea anche, e che era stata per lunghi anni appunto anche compagna, amante del duce, si allontana progressivamente da Mussolini, anche da un punto di vista politico, e non viene più ricevuta a palazzo a metà degli anni 30 e ovviamente, diciamo, è costretta a fuggire poi nel 38, a rifugiarsi in America quando vengono varate le leggi razziali. Grazie. Bene, grazie. Anche qui ci sono molti spunti. Mi pare di capire comunque che questa città in ogni momento storico, in particolare quello contemporaneo, dà un'impronta particolare. C'è una venezianizzazione anche del fascismo che credo sia molto interessante, come c'è stata nel secondo dopoguerra per il primo centro-sinistra, come c'è stata per tante altre cose. È un tratto distintivo che ricorre e quindi anche attraverso queste figure forse è bene fare un'ulteriore riflessione. Chi volesse appunto intervenire, fare le 3 domande, come diceva Simo, è disponibile al microfono, quindi chi volesse... Prego. Grazie Simo. Buonasera, sono Giulio Bobbo. Sì, oggi in questa seconda tornata è stato possibile affrontare molti argomenti. Ovviamente come storico del fascismo e della resistenza italiana, veneziana, scusate, mi interessa molto la figura di Volpi e penso che ovviamente essendo una figura estremamente complessa che attraversa l'Italia liberale da quella fascista, ci sono molti aspetti che vanno affrontati e valorizzati. Molto interessante secondo me il rapporto di Volpi con l'industria dell'informazione. Si è parlato appunto del fatto che possedesse l'agenzia Stefani, ragionando su un contesto locale, ma locale fino a un certo punto, perché stiamo parlando di quello che oggi si chiama Triveneto, che una volta si chiamavano le Tre Venezie, è il discorso dell'azione
a gamba tesa per il controllo del capillare dell'informazione veneta con l'intercettazione del Gazzettino che di fatto viene sottratta al fondatore Talamini più o meno a forza, e poi diventa insomma la voce del padrone che continuerà a fare il suo lavoro per tutto il resto della parentesi, cioè del periodo fascista, scusate il lapsus, del periodo fascista fino alla fine della guerra. Molto interessante anche il fatto di come poi il Gazzettino, abbiamo visto, è molto interessante anche ragionare su come Volpi sia in grado di capire molto bene quando una situazione sta per cambiare e di muoversi di conseguenza. Un altro aspetto molto interessante è appunto la cessione del Gazzettino a un'ala di destra della DC veneziana, è molto interessante dal punto di vista della mediazione di Mentasti, per poi operare una scelta che ha una sua importanza fondamentale nel Veneto del dopoguerra, per cui sarebbe molto interessante ragionare anche su questo. Grazie. Visto che ho il microfono, volevo anch'io, se era possibile, chiedere al segreto di introdurre un po' di chiaroscuri nel suo ritratto di Volpi, perché ce l'ha presentato un po' come un doge democratico di Venezia, ecco. È stato a capo di una riconquista della Libia, ha sostenuto la repressione della resistenza libica, è stato in un governo Mussolini tra il 25 e il 28, che non è certo un governo qualsiasi, ma dopo una fase di avvio della dittatura. Dalla guida di Confindustria ha garantito il sostegno del capitalismo italiano al fascismo. Nel 1938 ha preso il posto della dirigenza ebraica nelle assicurazioni generali, ha accolto Goebbels e Hitler a Venezia a capo delle delegazioni. La sua biennale era anche la biennale a cui veniva regolarmente Goebbels. Credo che questi anni e che insomma Volpi abbia interpretato degli aspetti centrali del regime fascista, e questo così appariva a me nelle cose che lei ha detto, mi ha un po' stupito, ecco. Forse perché questo è il Volpi più noto, ma credo che non possa essere in questo contesto trascurato. Tre. No, da. Di qua. Buonasera, grazie per gli interventi. Sono Thomas Newbold. Ho una domanda a entrambi in realtà relativa a questo periodo e magari anche se può essere uno spunto di discussione. Mi sembra dai vostri interventi, dalle vostre relazioni, di capire che questo periodo è quello che è maggiormente caratterizzato da una specie di cooptazione delle elite. Lei, Filippini, ha parlato appunto del consenso che queste donne già raccoglievano in sé e la loro capacità di portarlo, e lei invece, Segreto, ha menzionato appunto la capacità di Volpi di farsi mediatore, sottolineando invece l'autonomia, ecco, della sua mediazione. Ecco, a me sembra che ci sia qui anche la possibilità di leggere differentemente, diciamo, gli spazi di libertà e di movimento che uno poteva avere mentre il regime si definiva, quindi quando lei ha parlato appunto dell'autonomia di Volpi, ecco. E quindi volevo chiedere, diciamo, quanto consenso effettivamente, portare consenso al regime e muoversi all'interno di esso, in realtà, ecco, quanti spazi di reale autonomia generasse, ecco, e quanto invece ne precludesse sia a loro che agli altri, diciamo, se quanto effettivamente libera fosse quest'opera di mediazione. E sì, rispetto alla storia del Gazzettino, per chiudere, è ricostruita da Sante Rossetto nella sua storia del Gazzettino, ed è anche quella che maliziosamente si dice abbia poi permesso la sua tumulazione ai frari, che ricordiamo tutti, penso. Grazie per queste due belle relazioni che diciamo, ci fanno riflettere sul ruolo di Venezia tra locale e nazionale. Io volevo diciamo, riprendere da una parte la questione del rapporto e delle contraddizioni, diciamo, tra ruolo pubblico e ruolo privato, che emerge sia e tra ruolo pubblico e messaggio politico, che emerge da entrambe le relazioni, perché mi pare che
anche gli studi più recenti sul fascismo, non penso solo al fascismo veneziano, ma penso per esempio a questo bel libro che è appena uscito di Vittoria De Grazia su Attilio Teruzzi, Il fascista perfetto, portino al centro appunto questa contraddizione, che è una contraddizione delle vite dei fascisti, di alti gerarchi fascisti, che spesso, diciamo, portano avanti un discorso pubblico che è completamente omogeneo ai propositi del regime e che poi hanno una vita privata fortemente dissonante, più o meno fortemente dissonante con la politica di cui sono portatori. E mi pare diciamo, un segno interessante che ci dimostra anche da una parte le difficoltà del totalitarismo, ma anche la questione che diciamo, evidenziava con chiarezza Nadia Filippini, ossia la separazione, no, tra la sfera di una leadership che può concedersi qualsiasi tipo di prospettiva e una popolazione che invece diciamo, è costretta a seguire le regole e che non ha margini di libertà rispetto a quella. Oltre a questo io diciamo, ovviamente penso siamo tutti molto curiosi, perché Luciano Segreto ha visto una documentazione che diciamo, finora non è stata disponibile, diciamo, ai veneziani, agli studiosi di Venezia, e sarei curiosa anche di sapere. Purtroppo non c'è Sheila Moroni e sarebbe stato interessante per noi vedere a contrasto anche queste figure di Giuriati e Volpi, che Segreto ci ha sottolineato come fossero legate fin da prima del fascismo, ma che invece nel corso del ventennio hanno anche momenti di, diciamo, posizionamento diverso sia rispetto al fascismo nazionale che rispetto alla situazione locale. Mi piacerebbe sapere, o che Segreto ci dicesse se dalle carte che lui ha analizzato di Volpi emergono anche novità rispetto a questa relazione. E mi permetto di riprendere rapidamente dalla domanda che aveva fatto prima, che era stata fatta prima, una questione che è a mio parere una questione fondamentale anche del ruolo di Volpi nel disegnare una Venezia novecentesca, che è quella che emerge con la questione del ponte Littorio, ora ponte della Libertà, rispetto alla quale Volpi gioca un ruolo fondamentale nella costruzione del ponte stradale in contrapposizione a Pompeo Monumenti e a Giuriati, e che riesce a diciamo, portarsi dietro il sostegno di Mussolini. È una vicenda, diciamo, conosciuta e già ricostruita, per cui forse non vale la pena ritornare, però è una vicenda che ci racconta anche, ed è in continuità con quello che ci diceva Segreto, di un ruolo di Volpi nella trasformazione del tessuto economico, sociale e culturale di Venezia, che lo porta, o che sembra portarla, in grande, diciamo, in una situazione di grande continuità rispetto alla Venezia attuale, una Venezia che quindi è una vetrina, ma che progressivamente viene svuotata invece della sua vitalità politica, economica, di vita, diciamo, di vita quotidiana vissuta, che diciamo, nel lungo periodo sembra essere l'effetto di un combinato di scelte di cui certamente la grande Venezia volpiana è uno degli elementi. Grazie. Sì, molto interessante, mi sembra ci siano molti argomenti. Io volevo ritornare velocemente in particolare alle esperienze di questa interessantissima presentazione della Nadia Filippini sul lungo termine di Venezia, del possibile influsso. No, tu parlavi proprio di questa venezianità di queste tre protagoniste. E vedendola da una prospettiva, hai citato anche la storia delle donne a Venezia, una prospettiva di più lungo periodo, quindi ritornando a tipi della Serenissima, cosa che mi è stata anche evocata dalla presenza che tu hai citato di una contessa di una famiglia patrizia, mi chiedevo se non ci potesse essere anche in queste donne un fascino derivato proprio dall'esperienza della Serenissima, cioè il fascino per l'oligarchia, per un'oligarchia nobiliare che in quel periodo poi, tra l'altro, basta ricordare Pompeo Monumenti, nella storiografia viene abbastanza rilanciato da un'oligarchia di un patriziato che sì, era chiaramente antidemocratico nella sua essenza, ma che comunque era riuscito a condurre, per i famigerati 1000 anni e passa,
la Repubblica ad essere peraltro anche regina dei mari, no? Come è stato ricordato anche oggi prima. Ecco, mi chiedevo se in queste donne che appartenevano ai strati alti della popolazione, per non parlare naturalmente della contessa Soranzo, quest'idea di un nuovo gruppo e di un nuovo leader come Mussolini, che stava, diciamo, entrando nella politica italiana e portando ad una soluzione delle crisi che c'era stata nel dopoguerra, non ci fosse anche un eco appunto di questa antica oligarchia di Venezia che, fra le altre cose, come tu dicevi, aveva garantita una soi-disant libertà delle donne, su quali ovviamente ci sarebbe molto da discutere, e che però è un mito che mi sembra che serpeggi anche comunque nella cultura veneziana di quel periodo. Grazie. Bene, io direi che potrebbe cominciare, se non ci sono altre domande, professor Segreto. Sono tantissime cose che sono state evocate nelle vostre domande. Ovviamente io non gioco con le carte scoperte perché devo ancora scrivere un libro. Ho scritto degli articoli dove ho cominciato a far vedere delle cose, partecipo a qualche convegno dove ho occasione, come oggi o come è stato qualche anno fa quando è stato il centenario di Porto Marghera, di cominciare a tirar fuori qualche informazione nuova, perché molto è stato scritto negli anni, direi dagli anni 70 agli anni 90, soprattutto Reberschak, che mi dispiace non ci sia in questa occasione, e in parte anche lo stesso Snenghi, hanno contribuito un po' a creare una certa immagine con una lettura secondo me un po' tradizionale, anni 70 diciamo, del capitalismo industriale e finanziario che controlla tutto e tutti, e di cui Volpi, Gaggia e Cini erano i protagonisti assoluti qui a Venezia. Non voglio negare che non abbiano avuto un ruolo fondamentale ovviamente nella crescita, nella creazione anche, se vogliamo, di quello che è diventata Venezia nei decenni successivi, anche se fondamentalmente è stato Volpi con l'idea di Porto Marghera a dare il primo grande impulso alla trasformazione di questa città dormiente per certi versi, che sarebbe rimasta tale probabilmente per molti decenni e forse ancora oggi, solo meta turistica e non anche grande città industriale come è stata e come ancora è, con un retroterra enorme, gigantesco, che rappresenta una delle quote maggiori del PIL italiano. Quindi dicevo, faccio un po' fatica ovviamente a condensare in poche parole, pochissimi minuti, quello che bisogna dire per cambiare un po' questa interpretazione. Cioè il fatto che per capire una cosa, Volpi è un uomo, come dire, pieno di sé, da sempre. Al primo posto sta se stesso e poi un se stesso che è, direi, evocando la classica immagine che si usa spesso, diciamo almeno fra gli storici economici e forse anche non, quando si parlava della Fiat, governativo per eccellenza, sempre e comunque. Quindi è governativo con Giolitti ed è governativo con Mussolini. Ha incarichi particolari con Giolitti prima, fino al 22. C'è una frase che tante cose non ho fatto tempo a dirle, ma ricordavo, non è che la tiro fuori oggi, l'avevo già scritta in uno di questi articoli e mi pare qualche cosa, ma non tutta la frase l'aveva usata anche nel suo libro del 77 Sergio Romano. È una lettera del 28 ottobre 1922, non una data qualsiasi, a Cavallini. Cavallini era il segretario generale della Tripolitania, quindi come dire il direttore generale della colonia sul posto. Parlando di quello che stava succedendo in Italia, Volpi diceva:
parlava delle imprevedibili difficoltà che possono intervenire in questi giorni in una situazione torbida e che costituisce una svolta pericolosa per la vita nazionale, cioè il giorno in cui Mussolini va a prendere l'incarico di Presidente del Consiglio. Direi non esattamente un personaggio che dovremmo presentare come il prototipo del gerarca fascista, perché questo è un uomo che dice questa cosa il 28 di ottobre 1922 e nel luglio successivo in pompa magna riceve e la riceve con grande piacere, evidentemente, la tessera come governatore, e non poteva essere diversamente. Se sei il governatore di un paese che è diventato nello stesso tempo con un governo un paese del cui governo è diventato governo fascista, lui da governativo per eccellenza diventa del Partito Nazionale Fascista, perché ha capito cos'è, e lo dice in diverse lettere di quel momento, è il governo che può garantire a lui governatore la messa in atto dei suoi programmi. Come dire, quello che conta sempre sono io, quello che sto facendo e che il ministro delle colonie precedenti al governo, non mi ricordo come, un vuoto di memoria pauroso, Amendola era il governo, ministro delle colonie, che era andato anche in visita in Libia, però con Volpi c'erano difficoltà, diciamo, nel mettere in atto determinate politiche che Volpi voleva realizzare, politiche fondamentalmente di carattere economico, politiche di inclusione delle diverse comunità, compresa quella ebraica, quindi politiche di una modernizzazione e non solo della repressione, come normalmente si presenta la sua attività politica come governatore in Libia, che pure c'è stata affidata a Graziani. Questa è una prima cosa, poi ce ne sono altre evidentemente. Come ministro ha fatto un lavoro da tecnico e lo scrive nel 1946 il Tribunale di Roma, che giudica tutto il suo lavoro dal ministro delle finanze un lavoro da tecnico. Non facciamo i paragoni con persone molto importanti che hanno governato il paese recentemente, ma siamo a questo livello, scelte tutte unicamente di carattere tecnico, economico, politico, con spesso grosse divergenze con Mussolini. Non posso entrare nel merito, ma un po' le ho già scritte anche queste cose in un saggio sul Volpi, ministro delle finanze. Giustamente me l'ho segnato il Ponte della Libertà, non mi sono dimenticato di parlarne, è un'altra conferma ovviamente di questa sua capacità di leggere il futuro della città attraverso infrastrutture che sono modernità in se stessa. Perché dice il treno già arrivava dall'800 a Venezia, ma fare arrivare le automobili vuol dire un certo tipo di turismo, non dobbiamo pensare a chissà che cosa, vuol dire turismo d'élite, che era lo stesso che faceva arrivare con la compagnia di Vangoli dalla Francia, dall'Inghilterra, dalla Germania. E poi Goebbels c'è venuto una volta sola a Venezia, non veniva tutti gli anni. Questo è chiacchiere che sono girate per decenni a Venezia, che non fanno bene per capire, non per difendere Volpi, per capire, come la stessa storia del Gazzettino. Il Gazzettino aveva enormi difficoltà finanziarie, parlando del giornale ovviamente, no? Enormi difficoltà finanziarie. Ci fu una richiesta del proprietà del Gazzettino alla Confindustria, e Volpi come presidente Confindustria intervenne mettendo insieme risorse da diverse società. Poi ovviamente la SADE è quella che ne ha messe di più, perché era ovvio, essendo di Venezia, mentre giustamente, come chi aveva fatto la domanda non lo vedo più, ha fatto notare come una mossa molto importante per il dopoguerra fu proprio del tentativo di preparare un dopoguerra, fu proprio quella della cessione a quell'ala
destra della Democrazia Cristiana, ma Volpi, diciamo, non c'era già più in un certo senso. Quando va in Svizzera fondamentalmente di testa o quasi non c'è più, dal 1944 in poi. Io molte delle lettere che sono formalmente firmate da Volpi non sono scritte da Volpi, dal 1944 al 1947, sono scritte dalla moglie o da qualche suo segretario. Gli sono fatte vedere, cioè dei momenti di lucidità, ma è un uomo che ha enormi problemi di salute, e quindi sotto questo profilo la sua storia pubblica vera finisce con il fine luglio del 1944, quando entra in Svizzera e passa la frontiera e va direttamente in una clinica dove starà fino all'ottobre del 1947, quando torna in Italia con un treno e 2 settimane dopo muore. E poi la vicenda dei frari la sapete benissimo, immagino, insomma, Volpi viene sepolto al cimitero di Venezia e solamente 13 anni dopo, dietro grosse pressioni che la moglie di Volpi, la seconda moglie di Volpi fa, e dietro grossi finanziamenti che vengono erogati alla Chiesa, insomma a Roncalli, 5 milioni circa, viene concesso la traslazione della salma dal cimitero di Venezia ai frari, dove lo possiamo andare a vedere in questo momento. È un po' nascosta, diciamo. In alto, bisogna guardare in alto per vederla. Beh, grazie, mi pare che sia, come dire, materiale per fare anche se non un convegno, comunque un incontro a più voci su Volpi, perché ovviamente il personaggio lo richiede. Prego Nadia. Allora, riprendo innanzitutto la prima domanda, che se ho ben capito è così formulata: queste donne drenano del consenso perché sono forti, come dire, di una loro rete, consenso di cui il fascismo gode, ovviamente quindi ne ha un vantaggio, ma quali spazi si aprono? Ecco, questa aprono per sé o per le altre donne. Ecco, forse l'ambiguità è questa: per sé o per le altre donne, perché non è la stessa cosa. In realtà il loro guadagno è già preciso ed è un potere. Loro ricoprono un ruolo di potere. Dopodiché, per beneficio di inventario, possiamo anche pensare che alcune di loro effettivamente credessero alla costruzione, come dire, di uno Stato. Dicevo prima, secondo me l'Elisa Meyer Rezioli ci credeva a questa rivoluzione fascista che avrebbe fondato uno Stato nuovo, come dire, proprio rifondato, basato sull'unità, sulla fratellanza, sulla coesione sociale, senza scontri, eccetera, eccetera, quello che avevano auspicato anche. C'è anche una visione messianica della guerra, se noi leggiamo le semplici verità, per esempio, o le piccole storie e grandi ragioni della nostra guerra, noi vediamo questa visione messianica, quando la Pascolato dice: sì, certo, noi andiamo alla guerra, è una prova durissima, ma dopo ci sarà una nazione migliore, una nazione in cui eccetera eccetera. Allora alcune di queste ci credono davvero, e credono davvero che si aprano degli spazi e che ci sia una coesione sociale, un ruolo, come dire, anche delle donne valorizzato sul piano della maternità, della loro funzione sociale, eccetera, eccetera. Ci credono. Ecco, quindi diamo questo beneficio di inventario. In ogni caso, per loro c'è un guadagno personale, che è il loro potere e il loro grande ruolo pubblico e politico. La questione della contraddizione tra vita privata che pone Giulia, tra vita privata, come dire, e immagine pubblica, rappresentazione pubblica invece dei ruoli anche di genere. C'è una contraddizione profonda, ma io qui vedo un elemento forte di continuità anche con il periodo liberale. Un elemento di continuità forte.
Ho scritto un saggio alcuni anni fa su Erminia Foà Fusinato, che era moglie di Arnaldo Fusinato, grande eroe. Bene, Erminia Foà Fusinato ha un po' queste caratteristiche. Certo, con le fasciste si esasperano, ma Erminia Foà Fusinato è una che predica, che dice addirittura che per carità le donne non si devono occupare di politica, che devono essere istruite. Lei è una che fonda appunto le prime scuole superiori femminili a Roma, quindi grande pedagogista, ma le donne non si devono occupare di politica, le donne devono stare in famiglia. Lei in famiglia non c'è mai stata, mai. Lei addirittura lascia il marito a Firenze e va a insegnare a Roma e vive a Roma. I figli vengono mandati dalle zie. Allora, voglio dire, c'è questa intima contraddizione, ma che fa parte, scusate, di una visione classista e paternalista, per cui, ripeto, tu proponi modelli, imponi le regole, ma tu sei al di sopra di queste regole. E qui c'è davvero una continuità forte, ripeto, con il periodo liberale, con le élite. Le élite si pongono appunto in una funzione di dirigenza verso il popolo, dirigono il popolo, orientano il popolo, educano il popolo, ma loro non fanno parte del popolo. E scusate, ma io vi invito a pensare anche più recentemente ai nostri giorni, se mi permettete questa continuità, perché voglio dire, anche nella destra attuale, appunto, abbiamo queste evidenti contraddizioni. Donne emancipate, ma fino a che punto emancipatrici, cioè donne che si mettono dalla parte delle donne e che appunto si battono per i diritti delle donne coerentemente con il loro percorso biografico. Ecco, c'è sempre, voglio dire, nella storia tra passato e presente questa continuità di comportamenti, ripeto, che sono appunto classisti e paternalisti. E questo c'era anche ovviamente nella aristocrazia illuminata. Ecco, qui anche per rispondere all'ultima domanda, insomma, certo, questo rapporto con le classi popolari c'era anche nell'aristocrazia illuminata del periodo precedente. Ecco, là dove, e anche, devo dire, c'era sul piano economico, sul piano appunto di attivare i lavori, orientare le donne, aiutarle appunto quando viene fondato per esempio la scuola del Merletto. Qualcuno dice alla contessa Marcello: questo è un affare di donne, te ne devi occupare tu, ma da contessa però, e mantenendo questo ruolo di contessa, quindi questo ruolo dirigenziale. Ecco. E la stessa Elisabetta Michel Justinian apre le sale di lavoro per le donne, ma le apre come appunto contessa, come dire, c'è questo ruolo paternalistico che aiuta ma che si distingue, no? Che impone ma che non aderisce. Ecco, questa credo che sia, noi la viviamo oggi come contraddizione perché siamo all'interno di un altro orizzonte, ma allora non era affatto percepita come contraddizione. Bene, grazie veramente anche per le risposte. Allora io direi che chiudiamo qui. Vi ricordo che domani c'è la seconda giornata che si terrà all'M9 a Mestre all'Auditorium. Sono 2 sessioni interessanti. Alla mattina la società veneziana e il fascismo, quindi anche uno sguardo di storia sociale e non solo storia politica, e mentre al pomeriggio le politiche espansioniste e la guerra, quindi l'ultimo periodo, con diciamo il finale di questo fascismo che poi declina attraverso altre forme e chiude in maniera anche veneziana anomala questa parabola che ha durato 25 anni. Quindi grazie a tutti e spero di vedervi domani.